Daghe Aria, puntata numero 29, consulenti aziendali, ma novetegno qua, sigla. E ritorniamo dentro. E a vita dei formatori aziendali o consulenti aziendali o business coach, come che vogliamo chiamarli con i termini più moderni. Esattamente a Rosà oggi, anzi un co', so a Rosà, e go a me sinistra Andrea Moretto, ciao. Ciao Andrea, e a me destra Silvia Zanatta, ciao. Silvia. Ciao Silvia, ciao Andrea. Andrea e Silvia se conosciamo già. Grazie di salvarmi le chiappe per questa puntata, perché effettivamente non saprei da che parte già parla se non avesse qualcuno di esperto, e trovare qualcuno a caso è veramente complicato, perché chi che si propone di solito dice ma mi faccio pubblicità per l'azienda. Tutti quanti che hanno attività, a volte è un'attività commerciale, quindi anche sta qualità anche di poter farvi pubblicità, insomma. Dopo però che ne parliamo di come si fa la pubblicità per queste robe qua. Che bello, molto bene. Siamo pronti, guarda, siamo prontissimi. Ok, come che vi capito Andrea, parlerà come che il voi è un po' più in italiano, ma Silvia se si muove è Osaka, è il Veneto. Me viene. Te viene. Parliamo di formazione aziendale. Se dovessi spiegarvi a un puteo di 6 anni o a vostro nonno, che lavoro sei che fai? Allora, posso? Vai. Posso, parte la provincia di Vicenza, perché qui abbiamo Vicenza e Treviso, che è Silvia. Io di solito dico, vado nelle aziende a spiegare cose che già sanno fare, ma talvolta pensano di non saperle fare e non le fanno più. Ecco, e i bimbi mi dicono, ma se le sanno, perché allora non le fanno? Perché poi ci sono gli umani di mezzo e gli umani si incasinano da soli, tantissimo, quindi il mio compito è quello di far, più che insegnare qualcosa, aiutarli a far chiarezza. Ok. Il più delle volte. Ecco, invece io mi occupo proprio di persone e quindi cerco di aiutare le persone a stare meglio, a stare bene all'interno dell'azienda. Quindi il benessere aziendale. Esatto. Partendo dai manager, dirigenti fino ai dipendenti. Fino ai dipendenti, esatto. Perfetto. In che momento sei che vi capito della vostra vita che sto qua era il vostro lavoro? Perché io fasi, penso da qualche anno, insomma, non so, ieri altro. Beh, quando l'ho capito, io lo sto capendo adesso dopo... Si arriva tardi? Sì, dopo 15 anni che faccio questa cosa qui, che si modifica sempre, si modifica di anno in anno. Ne vengo da un'esperienza passata nei villaggi turistici, carriera durata tantissimi anni, con varie pause nel commerciale. Vado da Silvia, che lavoriamo assieme da tantissimi anni, e dico, senti, io ora ho finito di girare il mondo, ho finito di andare in giro per i villaggi, io qui in Veneto non so far niente, cosa so fare? Silvia mi sgrida tantissimo, perché poi quello è anche il suo compito, non sgridare, ma aiutare le persone a fare dei cambiamenti di carriera. Ecco, non sgrido le persone. Sgrida solo. Sono fortunato. Vabbè, ma bisogna tenersi in allenamento con qualcuno. Sì. Con me si può sfogare. Giustamente. Perché voi anche nella vita siete una coppia comunque. Sì. È perfetto. Adesso si capisce qualcosa che te sgrida. Sì, è per quello. Poi quando ha finito di sgridarmi diventa consulente, si fa seria e mi dice, guarda che tu senti qua che parole, che si abusa di ste parole. Guarda, me lo dice 15 anni fa, tu hai sviluppato tante di quelle competenze trasversali. Occhio, perché dopo vi domanderò cosa che sei competenze trasversali. Esatto, cioè questo mi ha detto, io l'ho guardato e ho detto, ma veramente? Sì, e guarda che qui le aziende e i professionisti hanno veramente bisogno di capire quello che tu hai sempre spiegato in giro per il mondo, ma qui ce n'è bisogno. E quindi io da lì ho iniziato. Ci ritroviamo 15 anni dopo ed è partita così. Benissimo. E che ha funzionato tra l'altro. Sì, mi sembra di sì, insomma. Sì.
E anche a Partise come sia in stesso periodo, quindi? Sì, un pochettino prima, nel senso che con lui facevo sempre villaggi eccetera, ma dopo la laurea ho cercato di trovare fin da subito un posto qua. E quindi io ho iniziato a lavorare per un'azienda e a fare risorse umane sostanzialmente, e poi piano piano mi sono appassionata di benessere organizzativo, mi sono appassionata di dare una mano alle persone a trovare il proprio lavoro, trovare la propria soddisfazione eccetera, quindi è stato un divenire poi quello di diventare consulente poi per quello che sono le aziende. Le famose risorse umane che leggi su LinkedIn, HR. HR, esatto, una grande figura di merda hanno fatto una volta in azienda. A proposito di termini, perché una volta ho fatto io formo le risorse umane, quindi formo quelli che sono i responsabili delle risorse umane, e mi è capitato di iniziare un corso e per la prima mezz'ora parlare di HR finché uno mi ha alzato la mano e mi fa: mi scusi se la interrompo prof, ma che cosa vuol dire HR? Quando la Un comunicazione è tutto. Ho detto ok, scusami, ho sbagliato tutto. Che dammi per scontato. Esatto, ricominciamo da capo. HR, Human Resources, e quindi risorse umane. Vabbè. Loro non sapevano di esserlo. Esatto, con quei termini là. non lo sapevano, cioè era un corso per principianti, diciamo, sì. per chi avrebbe voluto diventare poi la persona che fa le risorse umane in azienda. Io mi immagino a fine corso che hanno detto: oh, finalmente sono HR, sono diventato un HR. Ciao, piacere, ciao Mario, faccio l'HR. Però effettivamente sì. Si impara anche da questo, impara ogni anche da giorno questo. si impara qualcosa di nuovo, ecco. Sì. Ok. A proposito di imparare, che se a parte testi che ognuno ha i suoi e il suo modo di studiare a materia, oppure anche forse la laurea si può fare in un certo ambito di studi, ma che se a parte i libri, qualcosa che vi insegna, tipo serie televisive, guardate qualcosa che dice questo quasi ispirante per il mio lavoro, oppure che ne so, programmi televisivi, radiofonici, qualcos'altro. Partiamo? Non so Vai. in mano in questo. Il cinema insegna, il manager coach. Esatto. Ho iniziato nell'ultimo periodo, rispondendo alla tua domanda, a sfruttare l'idea geniale, secondo me, di un personaggio che ha catalogato tantissime migliaia di scene di film. Ad ogni scena di film lui ci ha fatto la sua lettura, quindi ti prepara la lezione se vuoi, cioè se sei un formatore o sei una formatrice all'ascolto e dici come posso prendere ispirazione, perché conosciamo in che drammi ti trovi all'inizio, specialmente in certe giornate. Mi hanno chiesto questo corso che non serve a niente, ma ne parliamo dopo. Comunque mi hanno chiesto questo corso, cosa gli faccio fare? Perché la lezione teorica con le slide dove ti faccio lo spiegone, insomma, bella sì, ma non ci vivrei. E io ho scoperto sto qua, cercando in giro, e ho trovato questo che ha catalogato scene di film tantissime, divise per categoria, ti dà riferimento del film, la lezione, il motivo, la motivazione, come impostare la lezione, tutta una serie di cose. Io me le prendo queste scene e poi le reinterpreto a modo mio, ed è potentissimo. Le reciti proprio? No. Le faccio vedere. È fortissimo. Le tiri fuori. Il cinema come il teatro dal vivo, ma il cinema in un'aula anche di quelle tristi, quelle dei centri di formazione, quelle aule proprio brutte, quelle che ti mettono nel seminterrato in un pomeriggio di novembre, umida, col bagno accanto e 2 fotocopiatrici di lato, quelle insomma. Sì. Tu gli fai vedere una scena di 2-3 minuti e niente, ci entri subito dentro, cioè empatizzi immediatamente, ti entra il significato e poi ognuno gli entra il proprio significato. Quindi film sì, serie TV sì, podcast, libri, tanti libri e audiolibri. Quando faccio strada in macchina, sì. un anno mi ero infognato. Ogni volta che dovevo far strada, andare da qui, che ne so, in Lombardia, in Liguria, solo in macchina, su un audiolibro, meglio delle notizie catastrofiche. Sì. O di ascoltarmi sempre hip hop, bello sì, però magari ogni tanto staccavo un po'. Esatto. Altrimenti arrivi con la braga calata e il cappellino giratoli. È successo. È successo. Infatti a me dicono ma tu ti vesti un po' strano. Dico, Come formatore sei troppo hip hop, bro.
Io dico, è la mentalità hip hop, l'uno aiuta l'altro, sempre. Beh, arrivando dal rap, la parola non ti manca di sicuro. Adesso lo dico anche in italiano. Hai iniziato tu mi hai detto, lo stai contagiando. Esatto, tu mi hai detto vai tranquillo che inizierai a parlare dialetto anche te, in realtà tu inizi a parlare scusami, ma scusa. È normale, è come quando vado in Lombardia, figa, comincio a prendere il loro accento. Esatto. Ci si contamina, no? Esatto, col linguaggio, esatto. Quindi Mi viene difficile solo col ciosotto e lo sai tosi del ciosa, perché appena te muovi a fare qualcosa in ciosotto, io ti corregge subito non sei ciosotto così, sei ciosotto in un altro modo. Quindi perché ogni altro o scimmiottemo, per capire il ciosotto bisogna che te sei nato a ciosa sì. E per parlarlo bene bisogna che sei nato là. Non che sei scimmiottamenti vari, come Venezia uguale. È un po' come me quando parlo il veneto, io sono veneto, ma per mille vicissitudini non l'ho mai parlato. E quando lo parlo sembro la caricatura del meridionale che è qui da 30 anni. Cioè, Sì. Adesso mi viene in mente. Se sente che sono veneto, Infatti la classica domanda quando entro in aula in qualche ufficio, ma ti, da dove sito? E gli faccio, guarda, di Bassano del Grappa. Sì, vabbè, ma ti, da dove sito? E dico, sono nato a Bassano, in via Passalacqua, la Madonnina, al 4º piano. Ma perché? Spiegami perché. E io che perché parli cosa? così? Esatto, sempre quello. È sempre qui. Sì. Ragazzi, online o de persona? Cosa sai che è meglio? Antico dilemma, anzi moderno dilemma, perché adesso una fracca di robe va online. Sì. E tutti tende a chiedere, ma se puoi fare anche online? Se mi costa manco anche magari. Allora, dipende, perché se si parla a livello aziendale, quindi fare formazione all'interno di un gruppo di lavoro, meglio fare in presenza. Se invece è di gruppo, diciamo, ma diciamo, poi le persone che stanno al corso non devono collaborare tra di loro, è comodo anche fare online, oppure fare l'individuale online. È molto più facile. Certo che, per esempio, io non sono abituata a fare lezioni frontali. Io non faccio mai lezioni frontali e quindi è molto più facile farlo in presenza. Anche il face to face, come si dice, il 1-1 funziona? Sì, funziona. Online funziona, cioè non c'è niente da dire. Io faccio forse più consulenza, più coaching one to one online che in presenza, da dopo il Covid, insomma, sì. Così, e è solo più facile, insomma, anche con i vecchi, nel senso anche i vecchi. No, allora no, infatti io ho l'ufficio a Bassano, ma io ho ragazzi giovani che da Breganze non vengono a Bassano. E ho gente che da Padova prendono la macchina e vengono a Bassano. Quindi non è una roba generazionale, è proprio una pigrizia personale delle volte. Sì, mentale. Sì, dipende poi uno come è abituato. C'è gente che da 6 anni non va più in azienda. Quindi se tu gli dici vieni a Bassano a fare una consulenza, ti dice ma si può fare online? Anch'io metto un bel dipende. Nella mia formazione è prettamente comunicazione, marketing e commerciale, quindi come vendere al meglio il proprio servizio o prodotto. Online è molto nozionistico, posso dare degli spunti per ragionare, qualche esercizio per interagire, ma a me piace l'interazione. Diciamo che abbiamo sfruttato molto la formazione online nel 2020, ci siamo attrezzati quasi subito, cioè 3 giorni dopo la prima chiusura. Quindi direi immediatamente, ma è una figata per portare poi le persone dal vivo. Cioè se lavori bene online, e non vuol dire pubblicare post, quella è un'altra roba, quella è per l'ego, la visibilità, ma se costruisci una bella strategia, strategia vuol dire etica, vuol dire calcolare i numeri, calcolare i messaggi, farli come si deve, porti le persone realmente interessate dal vivo, è figo fare formazione mista. Ma se uno ti chiede mi fai un corso online, tendenzialmente oggi dico guarda preferisco dal vivo, perché il mio obiettivo non è farti il corso ma farti arrivare a un risultato. Okay. E prima ti sei un animale da palco probabilmente, come che te conoscomi. Sì, mi diverto. Ti piace andare sul palco, che sei ancora chi ha dove si fa formazione, o almeno lo scalino rialzato tipo palchetto, oppure no?
sia terra a livello degli altri. C'è di tutto. Che c'è di tutto, Ho ok. fatto formazione, credo, in ogni tipo di posto, Sul bancai. tranne quelli che dovrò ancora fare, ovviamente. Però sì, ci sono o dei palchetti o palchi alti. Tipo il TED, per capirci. Tipo il TED, esatto, che in sto periodo poi sto proprio preparando e seguendo tutti gli speaker del TED a Bassano, il TEDx, quindi Sì. il TED indipendente. E lì c'è il super palco, quest'anno avremo un super palco di un bel teatro all'aperto, perché il tempo sarà bellissimo. Giusto? Ho visto sto maggio-novembrino qua. Sì, esatto, Speriamo abbiamo i felponi. Siamo tutti a felpa. Però ti trovi anche nelle aule anche senza palco rialzato, ma sei sempre in scena e a me piace, proprio piace e mi diverte. Beh, io sto anche dentro a degli uffici con tipo 4 scrivanie e 8 computer. E tra le scrivanie e 3 computer la gente si mette seduta e io giro. O mi siedo sopra una scrivania. Il mio must è stare sopra una scrivania e con fare le chiappe formazione poggiate da là. sulla riga della scrivania. Bellissimo, mi sembra di essere la mia prof di lettere Esatto. delle medie. Ma e prima di approcciare in aula, diciamo, dei corsisti, Gavi, un vostro rito scaramantico, una vostra roba che fasi sempre, oppure tipo il gran respiro e se parte? Io ce l'ho Io- scoperta. Io no, io non sono scaramantica e no, tendenzialmente no. Io ce l'ho e l'ho presa, l'ho scoperto dopo ragionandoci, scrivendolo forse in uno degli ultimi libri proprio sul parlare in pubblico. L'ho presa dall'arbitraggio, perché in una delle vecchie vite, ne ho parecchie, sono stato arbitro di calcio. E la cosa Pure che- questa, capito? Sì, Capito? e la cosa, sì, ho sempre voluto prendere parole e lì me ne dicevano veramente tante e imparavo i dialetti di tutte le province del Veneto. Figurati, ti offendi in tutte le lingue? Sì, 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 ma anche creativi, quelle belle. Cosa Potremmo fai? fare una puntata a parte con gli arbitri o ex arbitri. E lì ho imparato una cosa che mi hanno imposto, mi hanno insegnato. Quindi vai a fare il corso, tu sei convinto che devi fischiare ed espellere tutti quanti, e invece no, ti spiegano tanto una parola che non avevo troppo in adolescenza, perché l'ho fatto a 17 anni. Ti spiegano la disciplina. Sai che avevo saputo la lingua? Io ero- Disciplina. Io ero indisciplinato, però molto indisciplinato. E la cosa che mi ha colpito, ci imponevano di arrivare un'ora prima al campo per ambientarsi. Quindi la partita iniziava alle 3 del pomeriggio, alle 2 dovevi già essere lì. E l'ambientarsi lo prendevo sotto gamba perché era una cosa imposta. Quindi dicevano, sti vecchi arbitri mi indicano di far così, io lo faccio, però non sono d'accordo. In realtà poi portato nei parchi, portato in vari ambienti, è il momento fondamentale. Quindi io, se posso e non invado e non rompo le scatole in un'azienda, quindi non è che arrivo lì un'ora prima che dicono questo cosa vuole, però 20 minuti prima, un quarto d'ora prima, inizio a vedere le facce di chi arriva in aula senza dire chi sono, cosa devo fare. Voglio capire con che testa, con che umore, malumore, come arrivano in aula, perché io poi parto solo da loro, parto da lì. E come nel rap, alla fine, quando te vai a fare un concerto, se te arrivi ai Diese, te vai a suonare ai Diese un quarto, non te ambienti, te si freddo, non te hai nessuna empatia, eccetera. Te vedi i cantanti che fa così, ti vedi subito. Mentre sì. se te si là dai 4 del pomeriggio, te che bevuto 12 birre e te che sei ambientato con tutti quanti, te si sciolto, non c'è nessun problema. E Almeno. te ami, e a gente che arriva, ma manchi ti vedi arrivare avanti. E stessa roba, se pavoiate, se Sì, guai. sì, con 12 birre in meno. In meno, perché- esatto. Esatto, con meno birre. quello che Molte sta, meno. ovviamente. Quelle Sì. dopo se va bene. Bottiglietta si crea un d'acqua, bicchiere d'acqua e parti. Poi però sì, voglio vedere andare con Jack Daniel sul palco a parlare che la gente. Beh, potrebbe essere una sfida. Ci sciolgo. Forse gli americani lo fanno. Se qualche guru americano inizia a dirlo, iniziano a farlo tutti. Mamma mia, tutti sei così finito dietro. dopo. Beh, tutte le pecore dietro, bellissime. Cosa sai che si fa quando che se parte in quinta, ma dopo qualche minuto te vedi che l'aula è fredda? I corsisti se refrattari quasi, se non spaventai, ma comunque pare che sia un altro mondo rispetto a te. Cosa succede dentro di voi altri? Come si switcha in qualche altro modo per fare ingranare la roba? Io non parto mai, Fai che partire senso? loro? sempre, Ok, sciogli loro prima. sempre. Io parto con una domanda, al massimo spiego chi sono e perché sono lì, ma giusto 10 parole in croce e poi lascio la palla a loro. Così io sono molto timida
e per fare questo lavoro, insomma, la timidezza non è una Non cosa aiuta che... molto. Ecco. E quindi ho bisogno di ambientarmi, ho bisogno di carburare con... Raga, birra aiuta comunque, siete voi. Sì, sì. Perché facendo tante aule c'è È un un casino, termine. sì, alcolismo. Sì, alcolismo. Ecco, quindi mi ci vuole un po' di tempo e quindi ne faccio parlare loro e mentre parlano loro io capisco la situazione e si inizia il botta e risposta e la lezione finisce. Io uso una strategia simile che ho imparato anni fa in un corso di 2 ore. Mi arriva una mail dove invitavano varie persone a un confronto mattutino. Non volevo andarci perché non era precisato cosa. Non avevo niente da fare quella mattina. Vado in questo centro di formazione e fanno questo gioco subito per rompere il ghiaccio. Da lì l'ho preso, l'ho fatto mio e lo sto utilizzando in tutti i corsi di comunicazione dove non mi conoscono. Quindi non parto mai in quinta, rispondendo alla tua domanda, non parto in quinta, anche se distinto partirei in sesta, in settima, ma proprio perché non ci conosciamo parto molto in sordina, non dico una parola. Quando si aspettano il classico buongiorno, benvenuti, io sono, non gli dico assolutamente niente e parto così. Dico, prima di iniziare, buongiorno, facciamo un gioco diretto, avete 1 minuto e mezzo per descrivere nei dettagli la mia vita. Quindi dovete scrivere tutti i particolari, ma no, è una persona socievole, no, faccio questo lavoro, potreste intuirlo. No, dovete dire cosa faccio esattamente, i miei hobby, con chi vivo, se vivo con un uomo, con una donna, se sono stato sposato, non sposato, se ho figli, se esco cosa vado a bere, cosa ordino di preciso. Insomma, io gli do un po' di esempi e partono, iniziano a scrivere, iniziano a dire in testa ma perché questo ci sta facendo fare sta roba. Dopo 1 minuto e mezzo loro mi raccontano cosa vedono in me, in realtà mi stanno dicendo chi sono loro e poi glielo spiego e parto così, però li ho già coinvolti perché la fanno loro la prima parte di lezione, è divertentissimo. Sì, poi dipende anche un po' dal numero di persone. Sì. E quindi vai ad adattare, diciamo, il rompere il ghiaccio Con vari con escamotage, varie questi cose, sono alcuni, varie tecniche, sicuramente ci esatto. sono altre, anche altre sicuramente. Voi essendo giovani, Grazie. sì, e sapete che il vecchio adesso parte dai 70 anni ormai. Anche se non è andato in pensione. Sì, sì. Esatto, bravo. Se non ha se ancora... è andato in pensione è vecchio. È vecchio, esatto. No, è di terza età, poi c'è anche la quarta, quindi noi siamo bambini. Esatto, sì, siamo dei giovinetti. Stiamo finendo l'apprendistato. Esatto. E visto che si giovani, potete usare una serie di metodologie e di strumenti per fare le vostre consulenze, lezioni, corsi. Ma se usa ancora a lavagna fogli mobili, quello che ti scrivi col pennareo e dopo te giri il foglione, che non so neanche dove chi si compra chi i foglioni perché in cartoleria niga mai. Mi piace da morire che roba là. E vedere invece i slide, dopo che parliamo anche dei slide, perché è nata di che robe che quando che ti sia il corso te che gli occhi che ti si sarà pian piano cessare gli occhi, slide dopo slide con font 9 Arial Narrow con 14 domande ogni slide. Ma vaffanculo, cioè mettene meno, scritta in grande, al manco riesco a leggere se sono lontano. Vabbè, questo è un altro argomento. Ma strumenti innovativi per fare corsi. A Zanatta. parte questi, Zanatta, gli allora, fogli. Se vai in azienda qua in giro nel Veneto, te trovi solo che lavagne coi fogli mobili. Davvero? Non te trovi altro. Ti fa trovare quello proprio? Sì, so ma che già- sei l'IM, No, ma già lavagna interattiva. già usati. Già usati, devi usare il foglio Da dietro, Drio. esatto, che si Perfetto. vede tutti i segni Ovvio, della che che non si pennarello. butta via niente qua in azienda, che non te credi di comprare fogli nuovi. Dai, diciamo che poi ci sono anche quelle aziende che si sono attrezzate con le lavagne interattive, belle. che quello è molto carino, molto bello. E Nell'IM, come si chiama? No, è No, l'evoluzione. è un'altra tecnologia ancora. Anzi, saluto tutti quelli che le vendono, visto che ho avuto dei clienti che noleggiavano queste. A Bassano per caso conosciamo no. un'azienda molto grossa a Bassano, Ah, ok. famosa nell'ambito scolastico ok, però no. non dico il nome perché sennò No, questi calcola che sono di Treviso. ok. Sono di Treviso e ho detto il nome in questa frase, ma non lo ribadisco perché non mi pagano per dirlo, però fantastici. Le lavagne interattive sono affigata perché hai questa TV grande, ok? Con le rotelline lo porti dove vuoi. Con le rotelline è connessa a tutto il mondo, puoi Sì. disegnare, far vedere immagini, caricare, far vedere di tutto, si connette poi in vari modi, insomma è molto bella. Sì. È molto bella e salviamo il pianeta. Poi d'energia
ti brucia un po'. No, però sono comode, sono Sì. pratiche, è un bel sistema. Poi ci sono i videoproiettori, quindi Ah, per le famose slide Sì. o per i video da Si usano da mandare. ancora, sì. Si usano ancora. Collegato al PC, tu sì. vai a partire il tuo PowerPoint o Esatto. prodotti alternativi free. Sì. Sì. O la chiavetta, la colleghi chiavetta. diretto Esatto. con... Poi dipende dalla privacy dell'azienda. Sono quelli che non vogliono che tu attacchi il tuo computer, devi attaccare il loro, quindi devi Trasportarti i file di là, Sì, eccetera. sì. E Poi che ogni cazzo. azienda ha la sua, quindi Vabbè, sì. sì. Hanno una intranet loro e non Esatto. voglio che niente sia vada fuori. C'è chi ti registra con Cloud per avere per avere già riassunti della tua formazione. Sì. Ma poi tu Quella gli roba là, vedi? ma sì, tu gli prometti poi le slide ai corsisti oppure Allora, no? le vogliono. Eh. Io sono una che non userebbe mai slide. Che ti scrivi in piccolo? No, No. perché io adatto sempre la lezione in base a chi ho di fronte. Ok. Quindi la prima lezione, per esempio, faccio veramente fatica a preparare slide. Poi, siccome voglio che sia una formazione che serva veramente, che quindi vada a risolvere dei problemi reali, se io faccio la mia lezioncina con le mie slide standard, così. che cosa che do? Niente. Niente, Quindi questo Per è... casa anche a te che ti sei insoddisfatto dopo, secondo Sì, me. poi invece c'è il Precisetti che vuole le slide e allora gliele faccio dopo. In base a quello che ho fatto, che metto solo slide, ma comunque le mie slide sono 2 disegni e una parola. Quello che io poi proietto sono veramente poche parole, perché cioè, la definizione te la vai a prendere su Google, cioè, non è quella la questo cosa. è cambiato molto. Cioè, rispetto a 15 anni fa, che c'era già internet, i primi social si stava collegati, si era tanto online con la testa, un po', non tantissimo, adesso si è sempre lì. Ora è divertente sta dinamica, cioè ma mi puoi dare sta definizione? Dico, guarda, non avendola inventata io, ti do riferimento, io consiglio di vatti a leggere sto libro, cercatela. Anch'io slide poche, immagini ben precise, forti, perché restano molto di più in testa, e tendenzialmente poi sia io che Silvia puntiamo a far fare le cose in aula alle persone, Sì. perché le ascolti, le vedi, se le hai capite le fai, da qualche parte ti entra, insomma. Sì, poi diciamo che tu sappia, che ne so, faccio un corso sulla leadership. Che tu Che dopo sappia. spieghiamo cosa che è questa. Va bene. Un'altra bella parola di quei Sì. 9. Questa è bella. Quindi sapere che esistono 1, 2, 3, 4, 6 tipi di leadership, e sapere i nomi, e sapere il nome a cosa corrisponde. Ma a me che cacchio me ne frega poi nel mondo del lavoro? Cioè a me interessa più che altro sapere il concetto. Quindi lavoriamo su cosa sei praticamente, che cosa devi fare praticamente di fronte alle altre persone. Che poi tu sappia il nome, che tu sappia la definizione, non ti serve a niente. No, fare che ti serve. Eh. È il nemico numero 1 per l'attenzione in aula. Mico individuate robe. Uno è i telefonini che tutti hai in tasca, eccetera. Un altro è a piomba che ti viene dopo aver mangiato, te fai il pomeriggio così. Un altro è il calo da zuccheri dopo il caffè o dopo a pausa, che ti vedi bei attenti un attimo e dopo vai in così. E un altro è il formatore stesso, nemico dell'attenzione, penso, in aula, perché non sa tenere l'attenzione, anche a volte penso responsabilità del formatore stesso. Voi altri come vedi? Parto io in questa? Sì. Perché bisogna tenere l'attenzione in aula. Allora, È fondamentale. sì. In aula, in ufficio, dipende da dove si deve operare. Allora, se hai un'aula, se hai persone di fronte a te, la prima cosa è capire chi sono, la seconda è intrattenerle, che non vuol dire farli ridere, perché sennò uno dice raccontami una barzelletta. Io ho fatto anche l'animatore, non so raccontare barzellette, quindi no. Ti berlusconizzi un attimo. Mi consenta, vorrei dire quella. No, ecco, esatto. Quella non mi esce. Mi piace molto ridere in aula. Quindi, come prima cosa, il protagonista non è il contenuto, non è ciò che ti devo trasmettere, se no ti mando un libro, ma è proprio l'interazione che si crea. Poi hai momenti di calo, hai momenti di crollo,
Ecco, i formatori che a me fanno impazzire sono quelli che dicono la lezione l'ho preparata ed era perfetta. Dico perfetta per chi? Per l'università o per il mondo del lavoro? Era perfetta per un 110 lode alla Bocconi o per Tony Bigoin che ha bisogno dei bulloni che vengano venduti e che la logistica non vada a litigare con l'amministrazione? Hai capito Tony Bigoin? Sentito, sentito che Veneto che t'ho cacciato. Esatto. Anca massa direi, anca massa. Si sente, no? No, si sente che so Veneto. E il telefonino invece chi che o stua davvero o mette in aereo? Lì è facile. Multa, chi lo tira fuori 5 euro. Ma te li danno dopo 5 euro? Ma sto cazzo. No, assolutamente. Preaccordi all'inizio Preaccordi. della lezione. Se usi il telefonino mi Sì. devi pagare 5 euro di multa. Sì. Oppure li metto in imbarazzo. Inizio a stare zitta e a fissare la persona finché non smette di pincionare. Ma era urgente, mi caccia mai, amministratore Cassi delegato. tuoi, non me ne frega niente. Cosa faccio? No, 5 euro però preaccordi. Io invito ad usare il telefono, a distrarsi, ad alzarsi, a tenere suonerie accese, perché ogni volta loro spontaneamente daranno 5 euro e andranno per la ricerca del diabete di tipo 1, che è un'associazione che io sostengo vivamente, quindi ci servono tanti soldi per trovare finalmente la cura definitiva per il diabete di tipo 1. Calcola che 2 anni fa in un'aula che ho frequentato molto, in un'annualità abbiamo tirato su 780 euro. Sti cazzi. Che abbiamo, sì, perché la gente dice di capire ma poi fa tutt'altro. Era gente facoltosa che non gliene fregava niente di spendere E 5 te lo euro. tira fuori lo stesso. Sì, tanto... sì. O chi arriva in ritardo. Chi arriva in ritardo, questo è un altro nemico della formazione, è non rispettare i tempi. Tipo, si inizia alle 9:30 e arrivano le persone tipo alle 9:40. L'ho fatto una volta in aula, gli ho fatto fare il calcolo. Guarda, sono solo 10 minuti, mi ha detto. Guarda, siamo in 40. Moltiplicalo per 10 minuti. Mettiamo, vedendo la gente che c'era in aula, un costo orario fisso abbiamo fatto il calcolo, quei 10 minuti costavano all'incirca 3-4 mila euro. E io ho detto, ecco i 10 minuti, ora vedi, c'è una busta con le offerte, vedi te quanto mettere, bastano 5 euro come simbolo. E invece un trucchetto di emergenza per tirare su la tensione quando che uno gioca oggi che sei in dormenza? Esercizio pratico. Ok. Sì. Immedesimazione, Sì. interazione immediata. Sì, sposti proprio l'attenzione su di loro, quindi si Ok. alzano le Deve endorfine svegliarsi. e ciao. Esatto. Io- Lo solleciti nel cervelletto proprio col dito. Martedì scorso ne ho fatto uno, 2:40, quindi dopo il pranzo, orario tossico, hai 45 minuti Sì. in cui uno crolla, Orario arriva tossico. digestione piena e i cicli circadiani ti buttano a terra. Gli ho dato dei post-it, 3 post-it colorati, quindi belli, già non capivano cosa sono, come sono fatti. Cos'è? Gli ho chiesto di scrivere una cosa in un colore, un'altra cosa in un altro colore, un'altra cosa ancora nel terzo colore. Poi gli ho detto, bene, Ma senza motivo. chiaro. Poi ho detto, ora alzatevi e mettete il fogliettino blu in quell'angolo della stanza, quello giallino nell'altro e quello verde dall'altra parte. Ti svegli? Sì, si sono alzati e l'hanno messo giù, hanno creato questi tavoli colorati e tutto, e giustamente uno mi ha detto, e adesso che facciamo? E io ho detto, che ne so, intanto vi siete svegliati. Poi in realtà serviva per capire cosa volevano ottenere, cosa volevano abbandonare, cosa volevano proteggere, Beh, eccetera. settimana scorsa invece a Udine ho fatto l'esatto contrario, cioè li ho fatti dormire. Era un corso sul benessere personale e organizzativo all'interno delle aziende e quindi gli ho fatto un rilassamento di 20 minuti con visualizzazione, musichetta, Alfagenica. occhio chiuso, rilassati, 20 minuti, poi sono ripartiti a bomba. Tu quasi E tutti, sono esplosi. tranne uno che russava nell'angolo. Un paio hanno russato. Ne avevamo bisogno. Che aveva Ma ne bisogno. avevano E che ho detto, bisogno. finalmente qualcuno che mi Sì, capisce. sì. Va Visto bene. che siamo registrati, possiamo ufficializzare che le aziende ci pagano per far dormire le persone. È bellissimo. È Beh, bellissimo. si renderà conto che era stanchi anche le aziende dove che i gavisti, ma cosa si devo fare questi qua? Cioè, gliel'ho spiegato a parole come si fa un rilassamento, poi gliel'ho fatto vedere e gliel'ho fatto praticare, no? Che Quindi- formatrice top. Ah no? E quei che questo è il durante, e quei che ti vedi proprio che qua a testa sei in autostrada che se devo tornare a casa, Sì. cioè ti guardi in faccia, io neanche te vede. E casa è il voyante in manca se devo tornare a casa perché pensare adesso mi faccio il bagno caldo, vado in letto. Qui capita, e qui apriamo però una parentesi che potrebbe durare 2 weekend,
capita, a me, almeno per quanto mi riguarda, solo ed esclusivamente con i corsi, quelli finanziati. Cioè i corsi finanziati, più o meno la dinamica io me la immagino così. Ora, tutto ciò che sto per dire non prendetelo proprio letteralmente. A me mi immagino questo film nella mia testa. Arriva qualche ente che giustamente propone, abbiamo dei fondi europei o dei fondi regionali a disposizione e non riusciamo mai a spenderli. Quindi ci sono queste belle aziendine che lavorano con questi fondi, che vanno dall'imprenditore o l'imprenditrice e dicono: avete questi soldi qui da spendere, che corso facciamo? E quando non sanno cosa scegliere dicono: ma fai un corso sull'Excel. Gli dicono: guarda, siamo nel 2026. Ok, vabbè, allora fai comunicazione. Vabbè, facciamo comunicazione. Quanto? Ma si può fare fuori dall'orario di lavoro? No. Ah, ok, allora fai 4 ore di comunicazione, come se bastasse, no? Sì. Come fare un po' di stretching per vincere la maratona. Al venere pomeriggio magari. No, peggio. Lo mettono quando sono in consegna con lavori pazzeschi, che non hanno tempo, sono stressati, sotto personale, e gli dicono: la formazione si deve fare entro fine maggio. E quindi io mi ritrovo sti poveri disgraziati, che li voglio tanto bene, sti dipendenti a tutti i livelli, di tutti i reparti, che entrano in aula con la testa nel dire: mi tocca far sta roba. E le prime domande le capisci subito, tipo: ma io posso firmare e andarmene? E io dico: no, non esiste, no, con me non si scherza su sta roba, proprio per rispetto del lavoro, rispetto dei soldi che arrivano e vanno spesi. E io quelli li odio, quindi in quei casi mi capita che quando manca un'oretta la gente guarda l'ora. È sempre più raro, perché comunque ci si diverte, e se arrivo a quel livello vuol dire che ho fallito io come formatore. Quindi nel tempo ho lavorato tanto su quell'aspetto. Però i corsi finanziati dove la gente è costretta a far formazione, ma starebbe molto meglio al bar a bere birra, poretti, io empatizzo, li capisco e glielo dico subito. Se ti ho lesi in faccia, chi è a faccia da mega mandare l'azienda, me obbliga Sì. l'azienda, me tocca stare qua. Sì. Ti ho lesi in Ma faccia. adesso sempre un po' meno. Sì, Cioè, presumo 10 che- anni fa moltissimo. Adesso un po' tutti hanno capito l'importanza della formazione, chi più, chi meno, al netto che, per esempio, per quanto mi riguarda, io faccio delle call importanti con l'azienda prima di andare là a far formazione, perché voglio subito già capire in che contesto vado, perché se vedo che gli tolgo dalla produzione per andare a fare questo corso qua, gli dico: guarda, forse io non sono la docente giusta. Cioè, Sì, io- se non serve, diciamo noi per primi no. Sì, Sì. oggi ce lo possiamo permettere, diciamo, forse 10 anni fa un po' meno. Sì, quando si parte, è vero, è brutto da dire, tiri su tutti i corsi possibili, immaginabili, ma non senza etica, ma per esigenza, li fai, non rubi niente a nessuno, anzi dai il tuo meglio, però poi i primi anni ti rendevi conto che quel corso a quelle persone magari... Dopo quelli cominci a scremarli. Sì, inizi a scremarli, fai accordi forti all'inizio. Che se ancora qualche domanda che vi fai i corsisti che vi mette in difficoltà? Che se corsisti, diciamo, fra virgolette, ostili, che se allora- magari provocatori, Sì. oppure che se egocentrici, vuoi essere sempre all'attenzione dell'aula? Ci sono, allora che Come si affronta queste situazioni? che Perché mi- mi da docente non sono mai stata che a parte qualche corso di rap, ma quello non c'entra. Anzi, lì hanno voglia di Liega capire. voglia, anzi, insomma, mica ti dico, mettiti in evidenza perché è quello il tuo compito. Allora, ci sono quelli, io dico quelli che ti portano la domanda da casa. Io me li immagino che al mattino si alzano, fanno colazione assieme alla domanda, sono lì, ci parlano, poi scendono, vanno in macchina, mettono la domanda bella confezionata da giorni proprio nel sedile accanto, mettono la cintura, arrivano. Anche alla domanda la cintura. Sì, alla domanda. Quindi entrano in aula, tu inizi a parlare di comunicazione, dopo un po' quando chiedi fatemi pure domande, io dico sempre interrompetemi, tirano sulla mano e capisci che hai il disturbatore. Solitamente è uomo. Uno dice le donne, no, è uomo. E solitamente la domanda non c'entra assolutamente niente con quello che stai facendo. Quindi questa è la prima categoria che mi piace. Come l'affronto? Quindi se c'è qualche formatrice, consulente, formatore in erba all'ascolto, non andateci contro, vi dico una banalità, perché poi noi diciamo tante banalità, però messe in fila e diventano metodo.
E gli dico sempre, è così. L'avete colta, spero. Sì, è questa. Manda indietro di 15 secondi, ho detto una cazzata. Ok, e arriva, ti fa sta domanda, io mi fermo e faccio ciò che mi ha insegnato Silvia, che è tutta la formazione da coach. La domanda da coach è questa: in che senso? Mi puoi spiegare meglio? E non lo Continua. sa spiegare meglio di No, solito. argomenta e va Sì. fuori strada del tutto, il più delle volte, se non c'entra con ciò che stavo dicendo. Oppure dico, ok, mi potresti fare un esempio pratico? E lì ti dicono, no vabbè, ma che c'entra? Era tanto per dire. E là. Quindi questa è la prima categoria, io li faccio sfogare, dico guarda ti ringrazio, poi se ho bisogno di nuovo di te magari ti chiamo io. Wow. Però gli do lo spazio, non lo spengo, mai umiliarlo, però è l'accordo che finché non ti chiamo non parli più. Perché magari ha occupato 5 minuti e rompe l'aula, cioè distrugge l'aula. Questo tuo consiglio, imparato da Silvia ovviamente, va bene anche a Parchi che fa docenza tutti i giorni in aula con i ragazzi, Sì. dalle elementari ai superiori. Ragazzi, mandate davvero in rio di qualche minuto e riscoltare tutto questo discorso, perché è molto utile, perché in aula i ragazzi se a volte ingestibili, Ma hanno bisogno più di di adulti. esprimersi. Sì, mica ha bisogno di esprimersi. Io tra l'altro la domanda non si è preparata a casa e che viene proprio spontaneo rompere i maroni. Non si allenai Sì. a prepararsi. Ecco, è che la domanda scomoda, diciamo, se può essere Sì. considerata una domanda scomoda, ti viene quasi con l'inesperienza di prenderla di petto e quindi di avere sempre una risposta corretta ad ogni domanda che ti fa una persona. Ma non c'è cosa più sbagliata, cioè questo setting mentale è errato per fare. Setting hai mentale. detto setting Hai mentale. detto setting mentale. È arrivato Michael Pirozzi, ha detto setting mentale, il mindset. Il mindset. Attenzione, potresti andare non solo Cos'è a il, Udine. adesso diciamo cos'è il mindset. A sto punto diciamo cos'è il mindset. Diciamo sta roba. Cosa sia La sto visio- mindset? Io lo chiamo atteggiamento, in italiano, a me piace anche l'italiano, Oh. la predisposizione. Predisposizione. Cioè, in che modo affronti sta roba? Quindi, corso di formazione, comunicazione, non serve a niente. Bon, il tuo mindset in questo momento non è propositivo verso un atteggiamento proattivo che ti porti a casa qualcosa. In questo momento Come la vendi bene, hai cazzo. capito? Cioè, in questo momento è meglio che stai a berti 2 caffè alla macchinetta del caffè, non rompere le scatole agli altri. Invece chi ha questo mindset che arriva già furioso, non solo si sta distruggendo, ma lo capirà, ognuno è libero di fare ciò che vuole nella vita, chiaro, ma sta rompendo le scatole magari a A qualcuno quegli che gli altri che interessa. vorrebbero apprendere davvero. A me capita di fare spesso formazione a futuri formatori e formatrici Tu formi i formatori? sì, Sembra un o gioco di a parole. responsabili delle risorse umane, e quindi magari alcune tematiche per loro sono già calde, quindi non è che io gli sto spiegando la vita, ok? Cioè Che mancaria io altro. li sto facilitando, ok? Io non sono tanto come docente ma come facilitatrice di dei Guarda, concetti è un'altra pratici. di quelle parole che adoro nel Eh. linguaggio aziendalistico. Il facilitatore. Ok, è il facilitatore. Cioè, cosa vuol dire? Cioè, io ti metto nella posizione, ok? Ti metto nella posizione se è brutto. Beh, dipende dal contesto. È che non c'è il video, però siamo seduti e vestiti tutti quanti. Cioè, ti aiuto di andare dalla teoria alla pratica. Ah, ok. Ok. Sì, Boh, questo che sta. ok, quindi ti rendo le cose pratiche, facciamole, ok? Quindi la maggior parte delle persone, magari a livello teorico, non dico che ne sappiano più di me, ma sanno tante cose. E quindi delle volte ti arrivano con la domanda dell'influencer che sta parlando, che negli ultimi 2 mesi è andato in voga su TikTok, e ti dicono: cosa pensi di Tizia della pagina TikTok? E io, Ma che chi cazzo è? E quindi capita questo. A ruota mi viene l'altra domanda che mi ero preparato per voi, ma quello che te si mette davanti, che sta d'ore con i bracci concerte, che ha l'atteggiamento di chiusura già col corpo, col linguaggio del corpo, qua faccia che dice: dai, convincemi Sì, se te sei buon. sì. È il primo. Quanti che ne? Tanti. Dice quelli che sei davanti, tra l'altro. È l'altra categoria dei disturbatori, che non è che si portano alla domanda che non c'entra niente, ma sono lì e tu, indipendentemente da qualsiasi cosa tu dica, loro comunque ti dicono ma non è così. Cioè, se proprio dici una cosa che hanno in testa, che la pensano anche loro così, dicono ma non è sempre così.
che poi è anche vero, può anche essere non sempre così, tra l'altro, però Io di solito rispondo: guardate, io vi porto tanti dubbi, se voi ne avete altri li mettiamo assieme. Perché il dubbio... figlio di puttana, però. sì, si chiama È comunicazione. sopravvivenza. È sopravvivenza, però ci credo fermamente, cioè uno che arriva, io mi metto nei panni dei corsisti, io frequento tanti corsi e quindi quando mi trovo un docente o una docente che arriva con la verità assoluta, con la verità in tasca, io odio i dogmi, quindi uno arriva e mi dice: guardate, per comunicare bene è importante solo come ti vesti. Ha Che usato ne anche so. la dizione ora. Ho detto anche con bene, hai sentito? Cioè, Ho sentito? siamo alla frutta. Lo usa sempre oppure sempre? Quando ci faccio caso, quando mi trovo in un vicolo cieco. Cieco. E per fortuna che Vicenza non ti dici anche a cieco. No, perché Bassano non è Vicenza, Bravo, diciamolo. diciamolo. Diciamo- Anzi, adesso dobbiamo dire diciamolo. Diciamolo. Diciamo che Vicenza vorrebbe tanto essere in provincia di Bassano, ma ci stiamo attrezzando. No, Bassano vorrebbe essere in provincia di Bassano. Sì, esatto. Hai Bassano lo è. Ma già con la testa, sì. Sì, ma Vicenza vorrebbe perché vengono qui a far serata, hai capito? Ok, capito. Anche se siamo a Rosà, da pochi anni siamo a Rosà. Siete la banlieue di Bassano praticamente. Qui è Los Angeles, attenzione. Los Angeles. Ho anche la maglietta io di Los Angeles. Roba seria, qui c'è roba seria. No, ma quelli belli che ti danno contro a tutte sempre, rendiamoci conto che non ti conoscono. Qualsiasi cosa tu dica ti danno contro. Io nella mia testa scatta l'omino che mi dice: guarda che ce l'ha con se stesso. Quindi non ce l'ha con te in quel momento e quindi io ripeto quello che mi dice, ripeto e chiedo. Non è solo sopravvivenza o fare un po' il para, no, è semplicemente fermare l'istante. Ecco, devi costantemente monitorare come un DJ, devi monitorare tutti i volumi, devi capire cosa sta per accadere. Ma Ecco. capita che i vedise fasi il corso là, vespete un certo livello e invece il livello è basso. E se è talmente basso che ti tocca ricominciare dai basi. 99% dei corsi. Aia, dico in Veneto, ma penso che sia vai dappertutto sta roba Tutta qua. Italia. Tutta Italia. Sì. Ma è perché è una dispercezione, si può dire? O È mi una pigliate? dispercezione. Cazzo, dispercezione è un'altra che parole. No, È un bias. È un bias cognitivo. Bias, no. Quella roba Sono costretto a base. dirlo anche a me, è un bias. È un bias cognitivo, quindi noi idealmente ci proiettiamo sempre più splendidi di quello che siamo. Apro una parentesi, bias non si scrive bias. 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 No, perché qualcuno potrebbe pensare che bias sia una parola italiana No. che si scrive bias. No, Come il can che sbias, no. Bias. È un bias. E non c'è la traduzione in italiano purtroppo. No, sì. Quindi è una dispercezione. Io la spiego così: tu pensi che sia così, invece no. Mamma mia, E che tendenzialmente terribile ti sta roba, eh. sopravvaluti. Sì. Quello di sopravvalutare anche i propri dipendenti è ancora peso, però quando che dall'ufficio con cui vi contatta e vi dice guarda, ise da formare su questo ambito qua, dite che domandare come cosa da fare, da dove parto, e ti avvende in maniera diversa e dopo ti attaccati completamente altra gente, e questo non credo sia scorretto, è una dispercezione. Sì. Cioè, non c'è una colpa alla fine, No, sai che è così. no. Ecco il classico corso di vendita. Mi dicono: guarda che già noi vendiamo come I azienda. buoni vendere, È gente che vende da 20 anni. Esatto, bravi i Perfetto. nostri. Allora io parto e scrivo la parola vendere alla lavagna, in qualsiasi tipo di lavagna, fogli mobili o Col sangue. col sangue, col gessetto per la strada, scrivo vendere e dico: ditemi cos'è per voi vendere. E venditori che mi dicono ancora oggi: convincere, manipolare, ma eticamente. Guarda, ho dei proiettili bellissimi che sbucheranno la testa alla gente. Esatto. Ti convinco a comprarli, Ti taglio una testa di cavallo, questo è vendere. E dico: guardate, io ho un'altra visione della vendita, però voglio ascoltare la vostra. Quindi io all'inizio, anche quando mi dicono guarda che questi sono forti, sicuramente sono persone bellissime se scelgono di fare formazione, di formarsi. Vedi anche gruppi di lavoro belli, non è solo tutto un disastro nelle Immagino che aziende. sia dei bei aziende Ci sono anche. delle belle aziende, gente forte. E tante volte hai un'aspettativa alta perché conosci l'azienda, sai che fattura milioni, che sono tantissimi, hanno una storia nel territorio pazzesca, sai cosa hanno fatto e dici wow, questo è il livello alto.
in realtà, ma anche noi per primi siamo umani, quindi o lo fai tutti i giorni da 20 anni, ma tutti i giorni fai quello, o hai sempre bisogno di qualcosa. Non c'è mai un livello altissimo, ma mi ci metto io per primo, non arriverà mai il livello altissimo, però parto dal punto, io faccio sempre finta che non sappia niente nessuno, E così parti. fai presto a salire. Dopo te vedi subito come andare su. È un casino tornare indietro a fine lezione che ti dicono scusa, ma che vuol dire HR? No dai, erano passati 20 minuti Solo, dai. solo. Era il titolo. Ed è per quello che le slide sono inutili, almeno per quel che mi riguarda, perché Quasi è la roba più strana che vi va domandare in aula. Provai a pensare a roba più strana che vi sta chiesta, roba che va fuori a tema. Una domanda che non te aspetti. Io ce l'ho, me la facevano nel turismo quando ero animatore, mi faceva sorridere. Mi è capitata in aula, in un ambiente, ero con un conf industria o conf commercio, qualche conf. Una persona, per farmi un complimento, l'ho scoperto dopo, era un complinsulto, perché era un complimento uscito veramente male. Quindi dopo 6 ore di corso, era 2 ore, pausa pranzo, 2 ore, pausa caffè, quindi l'ultimo pezzo. Alla macchinetta del caffè si avvicina questa imprenditrice e mi fa: Andrea, guarda, sei proprio bravo, te lo devo dire, veramente, toglimi una curiosità, è il tuo lavoro? No, passavo di qua e mi hanno tirato dentro. Perché in villaggio era classico, no? Ah, sei animatore, sei qui da 8 mesi all'estero, eccetera, Sì. ma cosa fai di lavoro? E dicevo, guarda, non ho altro tempo, sono qua, intanto sto qua. Fatto in aula mi ha stupito, mi ha sorpreso veramente tanto come domanda. Oppure quando hanno già una cosa in testa, parli per 2 ore dell'importanza di fare un marketing educativo, quindi istruire i tuoi clienti, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo 2 ore uno ti fa: ah, ho capito quello che hai detto, insomma, è la PNL. E tu non hai mai parlato di PNL, non l'hai mai nominata, non hai mai detto né visivo né uditivo né cinestesico, niente, non hai detto niente. Aspetta, hai usato 2 parole, PNL e cinestesico, non puoi fare 2 robe così di colpo. Cioè, devo fermarti. Bias. Bias. PNL, spiega per chi è a digiuno di termini. Scusa Herman, ero caduto in un bias cognitivo. Esatto. PNL, programmazione neurolinguistica, quindi è tutta una disciplina. Lo diciamo perché quando dici queste cose devi dirlo subito dopo attaccato, Sì. devi dire che non è scientificamente riconosciuta, ma porta a grandissimi risultati. Ma funziona. Se utilizzata con etica. Bene, un saluto a tutti i PNLini all'ascolto. A me piace, l'ho studiata dai primi anni 2000 con dei primi studi, l'ho ripresa più tardi, la utilizzo come lo zenzero. Poca, non un piatto intero, ecco, bella. Però cinestesico dopo cinestesico sono dei canali di acquisizione, quindi c'è chi memorizza, interagisce, parla come canale gli occhi, quindi si dice quelli visivi, no? Quelli che vedono qualcosa e se lo ricordano più velocemente. Quando ti parlano ti dicono: senti qua il mio dialetto, vara qua, visivo. Tendenzialmente visivo. Parlano velocissimi, ti raccontano tutto con un ritmo incredibile, col volume, visivi. Poi hai gli uditivi, che poi sarebbe auditivi, però uditivi, sì. In italiano, auditivi. Tipo me. Che se ascolto ricordo di più. Pensa quando lavori con le scuole che fai vedere 1000 slide e poi 10 bambini sono uditivi o dislessici che non sanno leggere, magari fanno fatica, non è che non sanno leggere, fanno fatica. E sono quelli che se gli racconti le cose imparano più velocemente. E poi ci sono i cinestesici, ovvero gli altri sensi. Sono persone che tendenzialmente hanno un ritmo un po' più lento, vivono molto di più, si rivivono le emozioni. Sono quei bimbi, io parlo dei bimbi perché i bimbi ci insegnano molte cose. Sono quei bimbi che più che dirgli bravo, più che fargli vedere un premio, se gli vai accanto e gli dai una pacchetta sulla spalla, che poi è delicatissimo anche il contatto, però gli dai una pacchettina, sentono la vicinanza, l'affetto, parlano più lentamente. Ora, mi scuso con tutti i PNLini all'ascolto che l'ho spiegata male, ma è per far capire a Herman che non ho detto una cosa tipo bias. Un apprendimento più pratico, diciamo. È un apprendimento pratico. L'esempio è un visivo, gli faccio vedere, guarda come si pianta un chiodo, e impara. Un uditivo glielo faccio vedere, gli faccio toc toc toc, hai visto? Fa così. Il cinestesico gli metto il martello in mano, il chiodo, e gli dico vai, piantiamolo assieme. Boh,
Così va bene. semplificato Allora devo anni di- tagliare la parte precedente e lasciare solo l'ultima. Più facile. Prima parlavi dell'essere simpatico. Posso usare questo termine spigliato? È sbagliato come termine magari, ma la spigliatezza aiuta comunque Sì. a essere un tipo che se lo metti di fronte alle persone non va in panico, ha una certa confidenza con il pubblico, diciamo così. Io la chiamo spigliatezza. Io andavo in panico. Sì, una cosa non esclude l'altra. Sì. Cioè, non è che uno spigliato allora non, Ce la farà. Sì, non è sufficiente. Sì, ok. È Deve essere anche una preparato. buona... Sì, un una- buon punto di partenza. Sì, un buon L'uso elemento. della voce, il linguaggio del corpo sono Sì. molto importanti. Anche il tono di voce, che si sente che ti faccia fare il sonno dopo 5 minuti ti io dormire, perché noi is monocorde, per esempio, mica ho fatto tanti corsi per via del lavoro. Ragazzi, è il vecchio che fa i corsi dei 70 anni Sulla se un- sicurezza. sulla sicurezza, se è un professore universitario, prepara quanto che te vuoi. Ma qua voce così, tutta quanta lezione. Tutta lezione con sta Io- voce qua. Poi Magari seduto seduto dietro perché un non si alza tavolo. più e ogni ora che ha il cellulare che suona e che ha i pastiglie d'attore. Cioè ragazzi è così bravo quanto che te vuoi, però mi dopo Domaroni mi fasso, capito? E non è colpa mia, di sicuro non è colpa mia. Ecco il ritorno all'intrattenere, vuol dire E questo. volevo arrivare a questo. È fondamentale. Forme di poesia per musica era il mio esame all'università e avevo un prof così. Ho fatto tanti di quei sonni, ma tanti di quei sonni. Io stavo pensando a biochimica alle superiori. E ero un po' disgraziato, maleducato, arrogante, tutti gli aggettivi che vi vengono in mente. Lo ero, giuro, lo ero. Testa matta. Questo professore mi faceva addormentare, che lo chiamavamo flebo, perché serviva una flebo per ascoltarlo. In un compito non ero preparato e quando aveva dato la consegna io gli ho disegnato una flebo e l'ho consegnata. Ho rischiato la sospensione. Capita che te fai a battutina e te senti i grilli sotto. Tri, 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 tri. A me spesso, perché ho vari tipi di umorismo. Io non faccio battute. Ecco. A me piace l'umorismo, quello da battuta, quella a sfondo un po' erotico perché viene spontanea alla Boldi, non è che mi piaccia, esce in aula, magari è in un'aula dove uno fa Perché una lo battuta. sei, in realtà. Uè, Tu, pirla. tu non metti la maschera del formatore, tu sei così, vai in aula E faccio queste cose. fai il Poi- giullare. Però poi mi piace l'umorismo alla Frassica a me. Poi adoro Quanto? Lundini, Valerio Lundini, un altro genio. E quando mi esce una battuta che forse a stento la capisco io e sento e dico se volete ve la disegno, ma non cambierebbe niente perché sono fatto così, scusate, l'ho fatta per me, andiamo avanti. Mi devo divertire. Ecco, questo sì. Tu battute non ne fai, Silvia, quindi Dai, ti escono ogni tanto. salvi. Sì, Sì, sì. sì. Sì, però con quelli fuori dal Veneto che mi viene in Veneto, che non la capiscono, che gliela devo spiegare e allora ridono, forse. Non lo so. Qui potremmo indagare, ma lasciamo perdere. Potremmo- Indaghiamo in un altro ambito. Grazie. Avete mai fatto una formazione talmente strana su un argomento che magari non vi era mai capitato? L'avete preparata in 448 e siete andati? Avete detto adesso mi butto, la provo. Vi è mai successo? Sì, la mia prima sulla gestione delle emozioni. La prima un bel Sei po' il di... primo che non lo sa gestire magari e dici adesso vado. Beh, chiaro, io ho studiato psicologia non perché stessi bene, insomma, ho detto bene. Ho detto anche psicologia che è vietato in Italia a dirlo. tra Esatto, l'altro. no, perché sembra che ne abbiano bisogno i matti. No, ne hanno bisogno i psicologi, secondo me. Sicuramente. Prima di tutto, Ma per, non ti iscrivi a psicologia, se no. ma per quello la fai, per me è una materia bellissima. E Farò un podcast con i psicologi, probabilmente, dove gli chiederò di tutto perché. faranno l'albo che ogni tanto è restrittivo. Certo, come i dottori, come la polizia, come Gli avvocati. come i postini ho scoperto. Come i postini? I postini delle poste italiane non possono venire nel mio podcast perché l'azienda impedisce di parlare delle poste italiane. Ragazzi, per contratto. Ma senti, allora, visto che non possono perdere tempo a parlare delle poste italiane, perché almeno non consegnano la posta? Visto che sto aspettando un pacco da 7 giorni, mi arriverà il fogliettino con scritto vieni a ritirarlo. Tirarlo. Ma a sto punto andavo a prendermelo direttamente. Esatto. Vabbè,
Abbiamo fatto un po' di polemica. Sì, poca, dai. Chiusa No, parentesi. comunque il primo sulla gestione delle emozioni, quindi mi preparo, l'avevo studiata, è chiaro, ok, era un argomento che non è che mi hanno chiesto di spiegare la termodinamica, no, era inerente, però non avevo mai fatto un corso. Quindi preparo, studio un libro intero, guardo e dico voglio dei riferimenti, era all'inizio della carriera nelle aule. E in realtà poi la lezione è andata in tutt'altro modo perché era molto più semplice, perché siamo già umani e secondo me continuare a vivere non è nient'altro che riscoprire qualcosa che già abbiamo. Questa è bella però, la potevo dire con un Tornate indietro tono, i soliti 15 secondi e riascoltatela. la potevo dire con un tono un po' più Esatto, basso. esatto. Sì. Vuoi rifarla? Guarda, tienla tutta unita e non tagliare niente, ma io direi perché vedi Herman, secondo me vivere me la sono dimenticata come era prima, però era bella. Beh, andate ad Era ascoltarvi. troppo bella, era troppo Mi mangio una caramella. Ma allora, a me chiedono spesso cose che non ho mai fatto. Cioè, sempre delle tematiche alla fine di competenze trasversali, quindi soft skill. Sappiamo cosa sono. Competenze trasversali. Però magari ci sono delle cose particolari. Quindi mi è successo la prima volta che ho fatto il corso anch'io sull'intelligenza emotiva o sulla gestione dell'agenda. Cioè io ho Bello. sempre fatto gestione del tempo. In caso di Moleskine, via. Boh. Ho sempre fatto gestione del tempo. Una volta mi hanno chiesto la gestione dell'agenda. Oppure corso di comunicazione, ma una volta mi hanno chiesto il corso di comunicazione inclusiva. Mm. Ecco, e E allora tu lì vai, ti prepari. ti prepari e cioè, vai. sì. Mi sembra di aver capito che Gabi detto anche de no dopo vari anni che ti fai sto lavoro qua a certe aziende, se puoi dire anche de no, guarda, questo non lo faccio, questo non so mia persona adatta per fare questo, faghe fare a qualcun altro, non so, ti davo il nome di qualcun altro che lo fa, eccetera. Sì. Ma quasi è la roba più dura su cui dire no, nel senso, qual è l'argomento che proprio non voglio trattare? Ambito comunicazione, quando mi rendo conto che la problematica parte da chi comanda, quindi o dai proprietari, che tante volte la direzione e i proprietari nel nostro bel Veneto coincidono con El Paron. Sì. E se lei... Ti ho detto giusto anche tra Hai l'altro. sentito? El Paron. L'ho sentito tante volte, quindi memorizzo, sono uditivo probabilmente. E se c'è la donna invece, la moglie Che del sei il Paron. Esatto. Che è la signora. A sì, signora, a signora, anche sì, se è sì. laureata. Quindi in certe aziende dove il rispetto verso la donna è maggiore dicono a dottoressa e il Paron rimane il Paron. Quando sono loro che dicono vogliamo un corso perché non capiscono niente, Aia. Quello è un allarme rosso. gli dico no, fermiamoci, prima cerchiamo di capire come funziona la comunicazione da voi, perché tante volte è meglio partire dalla testa. Se vedo che c'è resistenza, ecco, lì non sono la persona giusta, non otterrete niente, e se insistono, gli faccio un preventivo per 5 e a quel punto non Dicono di accettano. no. Sì. E se ti dite sì? E gli tocca dico- andare per 5? No, se dicono di sì, dico lo faccio a patto che ci siate anche voi in aula. Bene. Il 5x5 zappa. e a quel punto solitamente cedono. No, Sì, perché vero. non ha senso. Cioè non ha senso fare un corso Sì, di sì. formazione facendo del male a chi sta con te in aula. Anche perché diventa frustrante per per noi, che poi alla fine durante la lezione non facciamo altro che subire il dipendente, o stanno completamente in silenzio e Terrorizzati. sì, Perché che sei il Paron anche là presente magari delle volte che esatto. gli puoi fare domande in maniera sincera. Esatto, oppure briglia sciolta e quindi rischi tu di fare un danno all'azienda perché gli tiri Ma fuori perché delle cose. Ti gli rivolti contro? E se sì. ne vanno via tutti. A me è capitato purtroppo in una realtà che ok, non stava già bene, era un corso particolare di un'azienda che era in cassa integrazione, e su un corso di leadership di 6 dipendenti, appena finito il corso, nel giro di 6 mesi se ne sono andati in 4. Iga capio che l'anni doveva stare. Una proprio me l'ha scritto su un foglietto. Grazie. Sì. Uno mi ha scritto su un foglietto e uno mi ha scritto su LinkedIn. Dopo mesi ne parliamo di dopo. questa roba qua perché è molto, molto attuale. E un Mi altro hanno- sulla mano aveva scritto aiuto. No, mi hanno proprio contattato e mi hanno come detto Giovanni guarda che sì. dall'auto.
di Aldo, Giovanni e Giacomo. Sì, il rischio di fare danni, cioè a volte ricevi di quelle richieste che se guardi solo il discorso economico accetti e vai avanti. Posso dire a nome di entrambi, ma non perché siamo super etici, ma proprio perché mettiamo prima la funzione del nostro intervento, Certo. prima del venderlo. Cioè è importante che abbia senso e che procuri risultati, che serva, che smuova qualcosa, se no tanto vale. Una delle vostre funzioni, che ti ho detto sta parola giusta, funzione, se fare funzionare robe, per fare funzionare robe bisogna capirsi. La comunicazione è importante, mi penso che sia il 90% di tutto, Sì. di tutta la vita che ti fai, in qualsiasi ambito che ti muovi, qualsiasi periodo storico che ti si deve superare e passare, da quando che ti si boccia a quando che ti si vecchio, da essere attraverso la comunicazione. O se no te stai da solo e va tutto bene. Cioè, perché te capisci, e se non te capisci là, è cassi davvero, però vabbè. Quindi adesso, per fare proprio un piccolo esercizio, faccio una rubrica Sì. che si chiama Quante parole conosci tu. Però sta versione qua, rispetto agli altre puntate del podcast, non si deve tradurre una parola dal veneto all'italiano, ma si deve tradurre queste parole vostre, solo vostre, legate al mondo delle aziende Che io vostre, non- nel senso che trattai tutti che i io giorni. non sopporto e rido da matti nel dirle. Vai, Cioè, vediamo vai. quante ne conosciamo, se Vediamo- ne conosciamo. No, è solo da spiegarle più che da tradurle, perché quando che sente parlare di team building mi va via da testa. E so cosa che vuol dire ste robe qua, perché a forza di andare su LinkedIn, sti cazzi, te impari, a forza di andare all'eserte robe, te impari. Team building. Ah, bellissimo. Cosa vuol dire? In poche parole ne abbiamo una decina, quindi siamo Velocissimi. velocissimi. Che vuol dire fare squadra? Secondo me vuol dire andare in conflitto. In realtà cosa si aspettano? Si aspettano una grigliata assieme, ci vogliono bene, le persone finalmente si sorridono. In realtà questo non vuol dire fare team building. Quindi creare squadra vuol dire costruire un ambiente in cui puoi avere un conflitto di idee senza essere perseguitato dopo, senza ritorsioni. Cosa che avviene poche volte. Qui, qua. E serve tempo, non basta una giornata o 2 giorni sul lago di Garda a far vela. Esatto, qua si tira i capelli e dopo continua a tirarsi i capelli. Sì. Chiaro, ma Sì, con delle foto è sempre, bellissime. rimaniamo in superficie o andiamo in profondità? È sempre questo. Sì. Ok. Problem solving. Risoluzione dei problemi. Ma in concreto. Allora, ci sono Perché delle tecniche di problem solving, quindi c'è proprio una competenza e ci sono delle tecniche, ci sono delle strategie, ci sono proprio delle tecniche che si possono utilizzare per risolvere i problemi a livello produttivo, a livello dell'ufficio. Anche se gli ambiti sono migliaia, le tecniche funzionano. Sì, ci sono diciamo delle cose standard e poi ovviamente per ogni settore c'è profondità. una cosa specifica. Sì. Ok. La parola forse peggiore secondo me è allineamento. Ah, bello. Perché dipende chi te la sta dicendo. Mhm. A me fa Da che morire punto di vista parliamo dell'allineamento? le call di allineamento. Ecco. Quindi facciamo Da chi partono? Quelle sono bellissime. Quando mi dicono facciamo una call così ci allineiamo. Vuol dire ti te vieni da me o mi vengo da te, oppure se troviamo a metà strada. Se, lì L'allineamento qua è linea. mancano i presupposti, Eh. quindi se si lavora senza un processo, ma si lavora vedendo, facendo, io ti dico, poi vediamo, poi sistemiamo, faremo, questo lo diremo, puoi fare tutti gli allineamenti che vuoi che non arrivi al risultato. Se a priori hai un bel processo, è come in cucina, se hai la ricetta ben scritta, hai tutti gli ingredienti, non dobbiamo neanche allinearci perché sappiamo già chi fa cosa, quando e perché. E il risultato è quello. Poi fai l'allineamento quando il piatto è pronto, si assaggia, ognuno dice la sua. Allinearsi tra reparti, tra segmenti, pezzi di un prodotto, di un processo, dipende quello che fai nella vita, è utile per avere una buona comunicazione, ma anche allinearsi senza regole diventa una catastrofe. Sì, possiamo chiamarlo come un aggiornamento. Cioè, Sui se processi. sui processi, se fatto bene, cioè tu fin dove sei arrivato te a fare la roba che stai facendo tu, lui fin dove è arrivato, ok, tu sai cosa sta facendo lui, viceversa, e buono. E comunicazione, tanta. È comunicazione alla comunicazione. fine. È Ok. comunicazione. L'altra parola che mi piace molto in ambito aziendale è ecosistema. Ah, che bello. Perché anche ho sempre considerato l'ecosistema guardando fuori dalla finestra l'ambiente naturale. Ecosistema.
No, ecosistema è anche un ambiente artificiale creato dall'uomo. Quindi Sì, visto come un insieme come di organismi. organismi, Sì, quindi capito? siamo noi gli organismi. Siamo noi o è un reparto? Sono quelle parole che secondo me hanno un periodo, no? Hanno un periodo con una data di scadenza, tipo i CD. Sì. I CD sembravano I CDR. l'evoluzione, esatto. E poi niente, sono arrivati gli MP3, i file, le chiavette, la musica in è cambiato tutto. Sì. E durano così. Anche la parola ecosistema è una di quelle che andrà aggiornata nel breve periodo. Ma arrivando dalla natura magari dura un po' di più. Sì, ok. Ci sono anche gli ecosistemi informatici, per esempio, no? Sì, Cioè, sì, sì. mm. Beh, là basta un bit in meno e non crolla tutto. Ma io la Quindi- metto pari passo, magari l'hai messa dopo, anticipo, mi auguro di no, a tema. No, non c'è. Siamo in Bello. 7-8 mesi che tu, indipendentemente da qualsiasi cosa al bar, e magari sei in ambiente di lavoro e ti dicono beh, questo è un altro tema, questo è un altro tema, questo è un bel tema, beh, Definisci tema. questo è argomento, usiamo argomento. Invece no, siamo così, ci si contagia fortunatamente, cioè si è umani, quindi iniziamo a usare parole nuove, la lingua si muove, evolve, piuttosto che dire this is a theme, e dici cazzo, e allora dici tema, questo è un tema, ecosistema, in questo ecosistema, questo tema dobbiamo un attimino allinearci e capiamo un attimino che succede. E poi arriviamo alla parola, penso, più abusata nei curricula, che è soft skills o anche competenze trasversali. Sì. Che cazzo? Sono quelle competenze che ti E aiutano come a le stare al dimostri mondo. dopo, tra l'altro? È quello, perché una cosa che io dico spesso, no? Sì, mettetele nel curriculum. Poi se vi faccio un colloquio ve ne chiedo una a una. Boh, fammi un esempio. Mi dici problem solving, no? Prima Sì. dicevamo problem solving. Perfetto. Mi fai un esempio del tuo problem solving? Identificami una situazione, spiegami che cosa hai fatto e che risultati hai avuto. Questo è problem solving, no? Sì, nell'azienda da me c'è tutto un casino e tutto il giorno devo risolvere problemi. Grazie al cacchio. Ma c'è Dappertutto che sei casini e tutti risolve problemi. Il problem solving è andare ovviamente a Pulp Fiction risolvere quotidiana. Risolvo problemi. capito. Mi ricorda un periodo quando facevamo colloqui assieme, ambito turistico, quindi abbiamo fatto selezione, e mi ricordo un curriculum con scritto forte problem solving. Forte. Sì. Forte propensione al problem, quindi andava verso il problem solving o il problem Ti cerco e ti risolvo. E poi arrivano in ritardo di 10 minuti al colloquio. Perché Che non cazzo riusci- di problem solving è, man? parcheggio, morto io. Persona puntuale, precisa, eccetera, e poi non firmava il curriculum, no, era stracciato. Bellissimo, serve coerenza, piuttosto non scrivere niente. Sì. Non scrivo. Comunque competenze trasversali sono bellissime, è ciò che sai fare, che magari non ti serve a livello tecnico in quel lavoro che fai, ma in realtà è fondamentale per quel lavoro. Esempio, hai avuto i corrieri la puntata prima, e la comunicazione è una soft skill, sì. Quindi immagina, non è che la prima caratteristica di un corriere è saper comunicare, è saper magari guidare e spostare, avere il fisico per spostare dei pacchi. Però se non sai comunicare ti incasini il lavoro. Quindi come competenza trasversale ti serve anche tanta pazienza, una parola che odio, serve resilienza e non l'ho messa apposta. perché ho detto no. grazie. Cioè, E Proattività. proattività. la proattività no. Cazzo. Però Sono Cazzo, proattivo. ma Sì, vedi- cos'è un fermento? Cioè, è che il mondo del lavoro ha rovinato tutti questi termini che sono termini bellissimi. Però Lei sono ama stati questa cosa. No, sono stati sono inflazionati perché cavolo, proattività e la resilienza sono termini bellissimi, ma giustamente, cioè io quando vedo in un annuncio di lavoro, per esempio, che un'azienda cerca gente resiliente, la prima cosa che dico al mio candidato, al mio cliente, dico scappa. Ma neanche non sta a candidarte perché è una fregatura. Ti stanno inculando. Porca troia. Lo dico sì. io. quegli annunci dove chiedono cerco giovane, giuro l'abbiamo letto, che abbia voglia di fare, che non ci faccia perdere tempo. E a quel punto dico sai che c'è, non ti faccio perdere tempo, non vengo proprio. A proposito di competenze trasversali e saper comunicare già negli annunci, Un'altra parola che mi adoro è engagement.
bruciati, dai, e ti do io la benzina. Sei L'engagement. pronta? L'ingaggio. Ingaggiare. Sì, è la traduzione, ma nella sostanza. Hai presente il rugby? Sì, conosco un po' il rugby. L'ingaggio. Il andare spalla con spalla, testa a testa. Ok. Ok. Cioè, è quella roba lì, è la propulsione. Propulsione, Cioè, no propensione. Proprio. No, propulsione. Cioè, l'ingaggio. È nel momento di mischia i rugby si Si sente che scontrano, si trevisana. Sì. Si sente? Area. È rugby. E fanno anche quello Questo ho visto sforzo proprio rugby. fanno quello sforzo lì. po' Quella da- roba lì, l'ingaggio. Anche questa è una bellissima parola, Sì. in realtà. Però- Engagement, sì, è La situazione in cui Sì. tu fai questo. sì. Ma è un po' anche essere proattivi alla fine. Sì, è la motivazione, cioè è un insieme di motivazione, di proattività, di voglia di fare, quindi di trovare Di non far perdere tempo, come dice Esatto. l'annuncio. Cioè, sei ingaggiato in quello che stai facendo, vuol dire ci credi? Però Detta così, ok? Ci credi, hai una motivazione dentro di te intrinseca, no? Una tua motivazione interna che ti permette di agire. Quindi sei nella condizione di caratteristiche, di momento, di motivazione, eccetera, che ti permette di fare il passo. Ok, ci siamo. Mm. Poi un'altra bella parola è personal branding. Questo ci ha fatto un corso Silvia. Sì. Ho il corso sul personal branding. Fantastico. Riassumilo in 30 secondi così. Allora, In cosa consiste un personal branding? è la capacità di valorizzarsi. Boh, E di vendersi? Oppure di solo di valorizzarsi? Di valorizzarsi, che significa vendersi poi alla fine. Cioè è più marketing che vendita, se vogliamo di vendere Sì, le sì, due sì, cose, ok? Personal brand o personal branding per esempio si parla quando una persona vuole cercare lavoro, no? Mhm. Ok? E quindi mi raccomando devi badare al tuo personal branding. Cosa significa? Che purtroppo, ok? Le aziende, le persone non è che ti scelgono perché già ti conoscono e capiscono come sei e capisci che sei una brava persona e quindi bene. Prima di arrivare a capire che sei una brava persona, purtroppo ci sono dei meccanismi che devono innescarsi. Per esempio mandare un curriculum, fare una lettera di presentazione, preparare il LinkedIn, fare la telefonata e fare il colloquio di lavoro. Quindi tutte queste cose qui devono essere valorizzate. Ok, quindi io posso essere anche una bravissima responsabile amministrativa con i contro, ok? Ma se io nel mio curriculum non dico le parole giuste, non spiego bene, faccio errori grammaticali, impagino storto, ok? Non ti stai e si Non mi sto richiede brandizzando. precisione nella mansione. Ok, quindi è fare tutte quelle cosettine che aiutano le persone che dovrebbero capire se sei la persona giusta per loro, facendo delle piccole cose, che poi è vendersi, sì, è anche vendersi perché così noi ci stiamo vendendo, Ma chiaro? possiamo dire che anziché vendersi è far sì che gli altri acquistino te? Che? Sì. Cioè, ben pochi Mi hanno piace di voglia di qualcuno che gli vende qualcosa, ma tutti noi abbiamo sempre il desiderio di acquistare qualcosa che ci interessa. Dobbiamo essere attraenti, Boh, attrarre. ok? Potresti Per fare... quello che è la nostra ovviamente tipologia di competenza. Adesso non è che io devo fare la foto da vamp, se devo fare Certo la che se sei formatrice. figa ti vendi meglio, però. Lì dipende sempre da chi hai Da che chi ti compra. seleziona, esatto. In che settore? Magari purtroppo, perché sono pregiudizi, in un ambiente, proprio perché sei figa, non ti prendono perché potresti rovinare l'ambiente. Mi è capitata la richiesta di un titolare di un'azienda che mi ha detto va bene, ma no, ma sabea. No, ma vabbè, perché sennò mi distrae a clientela. Sì, perché c'erano già delle dinamiche dipendenti. interne dell'ufficio che si guardavano troppo l'una con l'altra e quindi capito, cioè il problema qual era aziendale, ma per risolverlo se prendimene fosse- una brutta, capito? Sì, Cioè, sì, magari era la moglie di lui che non voleva una massa figa. Chiaro. boh, ok. Quindi al posto di andare a indagare qual è la vera motivazione, andare a sistemare robe dentro l'azienda, no, Vabbè. risolviamola così, capito? Altra bellissima parola è leadership, che è stata già citata Mhm. poco fa più volte. Coinvolgere. Leadership è coinvolgere. Sì. È capacità di coinvolgere e portare le persone, trascinarle, condurle,
Mhm. che non Qui- vuol dire fare il capo. Quindi è autorevolezza più che Autorità, autorità. sì. Esatto. Quindi, ok, ci È siamo. condurre. Avevo capito bene. volevo dire. E si impara la leadership. Ce l'hai naturale, bene, Sì. ma se Ma ce si l'hai impara. naturale e non sai perché ce l'hai e non sai gestirla, fai grossi danni. Ok, sì. Perché devi anche saperti un po' Legato togliere. appunto ai grossi danni che fai, un altro dei problemi è il quiet quitting. Quiet quitting, cioè smettere silenziosamente. Esatto. È un Cosa fenomeno- che dinamica è questa che riguarda i dipendenti, Sì. non la leadership in Sì, realtà? è il smettere di avere ingaggio. Benissimo. È il Ok, no se vogliamo engagement. collegare Esatto, le due collegandoci a cose. prima. E quindi si parlava di quiet quitting anche subito dopo il Covid, Ok. se ne è parlato tanto, perché poi c'erano le dimissioni silenziose. Quindi avevi il dipendente che secondo te andava benissimo, stava ben on, e a un certo punto ti arriva l'informativa dall'INPS che si è licenziato. Ah, perché senza arrivano di- dall'INPS le informative, non Sì. si licenzia direttamente Sì, a persona. però adesso hai anche Ah, questa ti arriva cosa qui. sulla- Quindi tu vai a avvisare il datore di lavoro, ma poi il dipendente fisicamente deve andare nel sito dell'INPS per licenziarti, se no non vale. Ah, io mi sono licenziato in maniera diversa. Vabbè, È relativa. Dipende, sì. E quindi cioè, vedi le persone che spariscono, quindi si licenziano, se ne vanno via dai posti di lavoro, eccetera, e non capisci il perché non ti dicono, cioè non è gente che ti dice non mi sta ben questo, mi devi pagare di più, ho Arresi. bisogno di questo, ho bisogno di quella, no, Arresi. sì, si arrendono e Ma dicono perfetto, Può essere vado via. anche il quiet quitting un periodo. Cioè, nel senso, la persona prima di andare via, prima di licenziarsi materialmente, di rassegnare dimissioni, smette di essere con la testa al Sì. lavoro. Sta al Quindi lavoro e non fa sta niente. al lavoro e non fa, oppure fa limitatamente lo stretto necessario. necessario. Esatto. Sì, sì. Questo è ancora più danno per Certo. l'azienda in realtà. Assolutamente, e per E neanche si assurdo, accorge a volte. ma infatti il problema è che tante volte le aziende si lamentano di più di quelli che rompono le bae, perché fanno. rompono le bae, ma fanno, e che magari ti rompono le scatole, quindi capisci anche che Cosa c'è un puoi problema. fare? Anche puoi ok? immaginare. Cosa... E invece considerano meglio quelli che i tase e che in realtà Fra cartea, mica sì. il posto. Sì. Però intanto non rompe le bae, Però quindi non va danno bene. problemi. Non danno problemi. Perché i problemi non sono evidenti. Esatto. E non ti avverti più che Esatto. altro. Il problema è che si dirige l'azienda. Un piccolo soghetto, così. 30 secondi per convincermi che studiare l'organizzazione di un alveare di api può essere utile a un'azienda, ai dipendenti dell'azienda. L'uomo che fa di scoperta guarda la natura e vede tutto ciò che è già stato fatto che funziona, altrimenti sarebbe morto in natura, quindi un po' Darwin. Io guardo e lo riporto nell'umano. Guarda un alveare, è un'azienda perfetta, vanno tutti d'accordo, c'è una gerarchia, costruiscono cose bellissime e funzionali. Ora, se vuoi sapere la tua azienda se è un alveare oppure è un posacenere, basta che ci contatti e te lo facciamo vedere in 2 ore. Come vende le cose lui, Ah, no. ragazzi. È lui il coach di, Oh, ma che soft skill di c'ho! vendita. Top. Bravo. Si vende bene. Bisogna dire la verità, si vende veramente bene. Piccolo soggetto. Lo fai per lavoro? Ma ho usato una strategia fatta di 3 punti. Ecco perché servono le tecniche, non è che è aria fritta la E formazione. allora adesso ci devi dire Cribbio. qual che esesti 3 punti. Cribbio. I 3 punti sono Eh. un pensiero comune facilmente condivisibile, natura uomo. Il secondo, una cosa concreta dove non mi puoi dire di no, l'alveare a Pereggina, bello e funzionale. E il terzo l'ho un po' forzata contrapponendolo col principio della controversia, ovvero ho messo in opposizione una cosa bella e un posacenere, così ho toccato anche il gusto per i cinestesici. Ti amo. Ma veramente. Io nel profondo, ma ti amo fisso e tacchente. Piccolo soggetto ancora, vero o falso? Faccio delle domande e mi devi rispondere davvero, soltanto vero o falso. Non che se sì ma, no ma. Ok? È il manager che ammette di essere in difficoltà, perde autorevolezza. Falso. Falso. Chi va in burnout, e non abbiamo neanche detto la parola burnout, cosa che vuol dire, però dopo diciamo, dai. Scioppa. Quando uno scioppa. Scioppa non fisicamente, ma qua a testa non che se più e Esatto. va in burnout. Chi che va in burnout non è per lavorare qua, se meglio che va via.
Vero, lo dicono, falso nel Falso. contenuto. Ok. Anche Falso. Silvia, ok. È il manager è l'artefice del benessere dell'azienda, più dei stipendi e dei benefit che l'azienda dà. Vero. Vero. Dopo però mi devi dire perché. No, tu hai Io detto, hai detto vero e tu che hai falso. detto, qui non sei d'accordo, è qui che tu ci hai detto Io vero o falso. mi pensavo mi dicessi falso. Invece no, vero, sempre vero. più Perché vero. voi altri formai manager, per quello sapevi che è vero. Ma anche i dipendenti. Ok, sì. LinkedIn non serve a un cazzo, bisogna lavorare, non ciaccoiare su internet. Falso. Falso. Ma accidenti. Guarda come che spendi i skate sta ditta. Sto qua parla, ma le mie buone da lavorare. Riservava a voi altri. Sentita più volte. Vero e falso. Tutte e due, se è sì. vero e falso. Vero e falso. sì. Dipende. Dipende. Ai, ai, Vero ai. e falso 5 possiamo euro. dire. Se ci 5 do. euro multa. E questa qua è finale. Settimana dei 4 giorni di lavoro. Sogno per tanti o lusso per pochi? Obbligatoria dovrebbe essere, anche 3. Quindi vero. Vero. Verissimo. Vero. Boh, vabbè, che siamo. Il burnout che mi ho spiegato cosa che c'è a grandi linee, però adesso mi devi spiegare per cosa che è il manager è l'artefice del benessere dell'azienda. Perché è il manager? Comunque è Chi dirige? A volte è anche il titolare dell'azienda. dirige perché l'azienda? Chi dirige è l'artefice del benessere dell'azienda. E dopo parliamo del benessere a sto punto. Ma perché la responsabilità dell'azienda sta in capo alle persone e quindi il vertice è il manager o il titolare dell'azienda e quindi è sua responsabilità. Anche se mi dava tanto stipendio, ti te da fare come che dico mi esattamente come che voglio mi. Perché è la Lì è il capo. lì manca la motivazione. Ok, cioè, nel senso, Stipendio. allora, sai quante volte mi è capitato di avere gente che voleva andare via da un'azienda, il titolare per tenerlo gli ha dato l'aumento. E tanto, eh? È Ok. un buon aumento. Perfetto. 3, 4, 500 euro in più, magari in uno stipendio di 1.800, ti fa la differenza. Sì. Boh. È statisticamente visto che la media di permanenza, no, scusami, la media di benessere dopo l'aumento dura al massimo 3 mesi. Dopo i 3 mesi la gente comincia ad avere le stesse sintomatologie di problematiche perché non ha risolto i reali problemi. Quindi se il problema reale è ho bisogno di soldi, perfetto, hai risolto. Chiaro. Ma la maggior parte delle volte non è quello. Ok. Perché io comunque dentro l'azienda ci sto 8 ore al Ore. giorno e di vita attiva è mezza giornata. Cioè, Sì. sono tanti. Mettici un pranzo, andata e ritorno, anche 10, 11. Quindi- Il pensiero che hai in testa è sempre. Ognuno di noi ha la sua motivazione per andare a lavorare. C'è chi si sente che è utile nel suo lavoro, chi si sente responsabile, chi si sente che può dare la migliore manifestazione di sé. Che poi è scritto anche nella nostra Costituzione, insomma, serve il lavoro anche per crescere e Nobilitare l'uomo. e nobilitare. Quindi tu l'uomo non lo nobiliti semplicemente pagandolo, ma lo nobiliti anche valorizzandolo. Principalmente penso. Ok? C'è anche una trappola. Recentemente azienda di Padova, azienda in un bel settore, quindi con un bel contratto nazionale, piena di benefit, piena di soldi, quindi persone che prendevano un ottimo stipendio, potevano stare in smart working, quindi lavorare da casa almeno 3 giorni a settimana, 3 su 5. Stipendi buoni, buoni benzina, pasto, salute, quindi super benefit e super soldi per la stessa mansione rispetto a un altro settore. Quindi persone che tecnicamente facevano i dipendenti in ufficio o da casa si portano a casa sui 2.500-2.800 euro al mese, più stanno in smart working, risparmiano sulla benzina, eccetera. Lì hai tanti benefit rispetto alla media che è bassa in Italia, non l'abbiamo ancora detto, lo Sì. diamo per scontato, ma è bassissima la media degli stipendi, quindi hanno un buon stipendio rispetto alla media, tutti i benefit del mondo e purtroppo non c'è benessere. Perché? Perché tutti questi benefit, tutti questi soldi portano le persone a dire
Odio il mio ambiente di lavoro, sto malissimo, non dormo di notte, mi sto ammalando, la mia vita la sto distruggendo nel privato, ma non vado via perché mi danno sti benefit. Io ti ho portato l'esempio opposto, chiaro? Sì. Nel mondo ideale quale sarebbe secondo me il mondo che vorrei? Italiani, il mondo che vorrei è questo. Se dai, di soldi ne girano in Veneto, ne girano veramente tanti. Il Veneto rispetto ad altre regioni, ogni azienda, abbiamo fatto un'indagine di recente sul territorio, sulle imprese di Bassano Impresa, abbiamo visto che la maggior parte delle aziende hanno tanta liquidità e patrimonializzate, quindi anziché reinvestire hanno comprato, acquistato veramente tanti beni. Il mondo ideale è: le persone vengono da me per il piacere di lavorare per me, dandomi tutto quello che possono, e il manager deve mettere in condizioni, deve creare l'ambiente affinché le persone stiano bene e le devono pagare il giusto rispetto a quello che fa e produce l'azienda, non al minimo sindacale. I benefit ci sono tantissimi, un benefit può anche essere andare a casa 2 ore prima se sei già arrivato al tuo obiettivo. Sì. Dipende da azienda ad azienda, ma non entra sta mentalità, fa fatica ad entrare. Ma le nuove generazioni, fortunatamente i giovani d'oggi, hanno le idee più chiare dei giovani di una volta. E ora questa è la domanda che vi faccio adesso. Generazione Z, come che si chiama questa qua ultima qua che si deve arrivare al mondo del lavoro, ha tanta più predisposizione a mobilità e a cambiare lavoro velocemente per vari motivi. Mica ne ho trovato alcuni di questi vari motivi, però vorrei parlarne con voi altri. Uno, se non ha voglia di impegnarsi, è quello che agli occhi dei vecchi risalta di più, secondo i vecchi, ovviamente. Vecchi, parliamo di gente che ne ha 40 in su, paiori, i vecchi, al doppio della sua età. Sì. Ok. Un'altra, se ha capito più chiaramente cosa chi vuole fare e quindi se dio cercarlo facendo delle prove. Un'altra è che ha poche competenze in realtà e si rende conto da io suoi che ne può stare in quel posto e quindi va via. Quasi che se qui è prevalente secondo voi altri? Nessuna di queste. Nessuna di queste. Ok. È post-Covid è successo un boom di questa certo, roba qua. Ma è che cosa hanno visto? Cioè, noi da giovani... In azienda? No, cosa hanno visto nella loro vita. Ok. Cioè, noi siamo nati e cresciuti, ok, con dei genitori e dei nonni che si sono rimboccati le maniche e più facevano bene, più avevano risultato. Quindi ti impegnavi, te lavoravi anche a gratis e tutto, ma poi... arrivavi alla pensione, arrivavi ad avere una casa, una macchina, andare in vacanza. Ok? Bene. I ragazzi di oggi, quindi la Gen Z, la generazione Z, sì, oggi, che cosa vedono? Come sono cresciuti e che cosa hanno visto? Noi! Sì. Cioè, noi vuol dire gente che fino almeno ai 30 anni un fiol non te può fare perché non te ha un lavoro fisso. Ok? Che non te puoi permetterti di comprarti casa, che non puoi permetterti di o andare in ferie o andare a mangiare a pizza. Cioè è questo. E mica da fare che a fine E io devo fare la fine di questi deficienti. Bravo. A dire te sto dentro un'azienda che intanto mi pagano uno stage 400 euro, poi devo andare da un'altra parte a fare un altro stage di 400 euro, poi andare da un'altra parte a fare un altro stage di 400 euro. Ma va a cagare. Oggi poi le aziende in realtà hanno sempre più bisogno di giovani perché ce ne sono sempre meno. Okay. E quindi adesso buoni tendenzialmente vanno altrove. Quindi anche, ecco, quindi adesso hanno capito che i 400 euro non funzionano più, gli danno anche più soldi, ma la mentalità è quella. Sì. Ok, quindi è cambiata la mentalità. Io ho un altro punto di vista. Condivido ciò che dice Silvia. È condivisibile assolutamente. Cioè tu pensa quando si diceva noi sì che avevamo voglia di impegnarci. Loro no, vero? Non hanno più voglia di impegnarsi, collegandomi a quello che diceva Silvia, in cose stupide come quelle che ci impegnavamo noi, che servivano all'epoca, ma oggi non più. È la fedeltà all'azienda, ste robe, che resto qua 40 anni a tempo indeterminato. E se finire, ragazzi. Sì, guarda, una cosa che in aula con gli imprenditori si parla spesso di attrattività, in che modo l'azienda può essere... Un'altra che parole che potessimo sviscerare. No? Come faccio ad avere giovani che vogliano... Come faccio ad avere la coda fuori dalla porta? Perché una volta ti dicevano... Guarda sì, guarda, se te via tigre, catto quanti che voglio. Bene, sì. Guarda là e non c'è più nessuno lì fuori. Quindi come faccio ad avere gente che vuole lavorare per me? Questa è l'attrattività. E come prima cosa
io gli dico, ma secondo voi, se vi troviamo una persona, facciamo una ricerca, selezione, la formiamo, che c'è un'altra parola bella, l'onboarding. Questa Come è lo bella. tiro dentro? Esatto. Come faccio a fargli fare le cose il prima possibile, che almeno il senior, che è quello più vecchio che sa già fare le cose, non perda tempo? Il senior Zelvecchio. Sì, cioè noi, perché vabbè. gente che lavora lì da 20 anni, 30 anni, questo è. E io gli dico, attenzione, se il vostro obiettivo oggi è prendere un giovane, quello giusto, quello in gamba, quello che ha voglia di impegnarsi, ascoltare le sue esigenze, dargli tutto quanto, dargli lo stipendio, formarlo e aspettarsi che rimanga tutta la vita in azienda, non hai capito niente. La vita media ora è al massimo di 5 anni. Cioè ogni 5 anni e ti rispondono, ma quindi io lo formo, investo, che poi se ne va. Sì, devi cambiare il sistema. Cioè io non posso, e questo è il nuovo gioco. Mi piace? Forse no. Ma non sto qui a dire se mi piace o no. Questo è il gioco. Quindi con ste regole come posso vincere? Forse questa è la domanda giusta. Ci sono le nuove regole. Come posso vincere? Oppure per me vincere è lamentarmi. Beh, se per te vincere è lamentarti, lamentati. Io ho una maglietta con su scritto non cerco soluzioni, voglio solo lamentarmi. Ed è bellissima, però non ti porta a niente. Però me la metto in casa. Sì. In casa sì. In casa posso Posso piangere. almeno casa mia lamentarmi e basta. Posso. Non sei d'accordo, me fioia mia moglie. Però va bene lo stesso. O con gli amici, posso lamentarmi senza ricevere un consiglio da sti formatori? No, sei solo un rompicoglioni. Esatto. Dammi ragione, almeno te, dammi ragione. No, neanche più gli amici ti danno ragione. Niente. No, io ti dà pacche adesso. Sì. Sì, dice Simona, svegliate fuori. Ti dicono fai meditazione, respira e lavora su te stesso. Devi essere più zen. Esatto. Zen. In Veneto, zen. Silvia, questa se partì però. Vai. Cos'è la sindrome dell'impostore? E poi parliamo anche dell'autosabotaggio. Quella per con favore. cui viviamo, almeno io vivo costantemente, come un po' tutti i liberi professionisti. No, allora diciamo che la non c'entra col vostro lavoro, dai. All'inizio sì. Sì. Chi sono io per insegnare agli altri a fare le cose? Sì. Chi sono, quanto ho imparato, quanto ho realmente letto, ho visto, ho vissuto per poter spiegare realmente a una persona come fare una determinata cosa. Cioè sì, la sindrome dell'impostore. Ha voglia. E l'autosabotaggio quando uno vuole cambiare lavoro. Quanto è che incide? Mi diria tanto, però dopo ti dimmi se è vero. Ma quanto è che incide sul fare il passo per andarsene via? Tutto, nel senso che noi la paura è insita nell'uomo, no? Ok, quindi la paura è una cosa che ci aiuta a non fare enormi errori, eccetera. È che purtroppo anche quando c'è l'opportunità bella arriva la paura. E quindi arrivano tutti quei pensieri assurdi tante volte, perché se basta solo anche che ce li scriviamo giù, no? I nostri pensieri assurdi, le cose che ci vengono in mente, quelle che non ci fanno dormire la notte. Pensa che siete che scrive canzoni. Cioè, Esatto. In giro, Poi dischi interi. Fa di 7 dischi dei problemi. sì. Quindi è anche un'opportunità, diciamo. Però. Ecco. Ma facciamo un caso concreto, no? Uomo, maschio, sì. 50 anni, sì. Veneto, cresciuto con la mentalità di cui parlavamo prima, impegnate, te che i risultati arriva, eccetera, e te si brusa. Cosa sai che ti impedisse di cambiare lavoro in realtà dopo? Quello che non conosci, cioè Tipo... c'è il detto veneto, no? C'è il detto non lasciare la strada vecchia per quella nuova. No, sì. È il contrario, vabbè, non sai cosa lasci, non sai cosa trovi, esatto. sostanzialmente questo è un po' il riassunto. Tutto quello che è nuovo è sconosciuto. Quindi noi siamo portati a resistere e sopportare tutto quello che già conosciamo, perché almeno sappiamo a cosa andiamo incontro. E invece facciamo molta più fatica ad andare verso a quelle cose che ancora non conosciamo, anche se potrebbero essere migliorative al 100%. Ok, 3 esempi ora. Se è un problema economico, se è un problema anagrafico, cioè riguarda una certa categoria di persone che hanno una certa età, o se è un problema familiare, diciamo così, responsabilità, eccetera, oppure se è un mix di tutte queste robe qua.
è di abitudine. Abitudinarietà. Quindi come sono anche stata cresciuta, Sì. e quindi Cultura, quanto, cioè, se mio papà ha lavorato alle poste per 40 anni e io sono stata indottrinata anche nel modo di parlare, di dialogare in famiglia, no? È importante trovarsi una cosa sicura, di avere la stabilità economica, di non fare il passo al di là, non fare quella cosa nuova, non andare in vacanza da un'altra parte. Tutti una serie di non. Ok. E quindi è l'abitudine. Quindi se io sono abituata a fare sempre cose nuove, il frizzichio di pepe al culo ce l'avrò sempre, ok? Però riesco a controllare meglio le emozioni. Quindi se riesco a controllare meglio le emozioni riesco a fare meglio il passo. Se invece non sono abituata, perché non ho mai cambiato un cazzo della mia vita, non sono mai andata fuori dal mio paesello, non sono mai andata oltre a Jesolo in vacanza, non ho... Deve sempre la stessa birreria, sempre con gli stessi amici, sempre stessa marca di macchine. Avrai più possibilità di avere problemi nel cambiare. Ok, che sta. Quando che te vedi uno in faccia, sempre Silvia, Andrea, che sento che la roba che stimola e so che puoi darmi dei... Sì, è puoi la darmi... sua vita, è la sua vita questa. In realtà sto chiedendo per me, in realtà. No, chiaro. Senza pagarla, ovviamente. Ma senti, ma uno che ha fatto anche dei dischi nella vita è una soft skill spendibile in azienda. Questo volevi chiedere. Assolutamente. No, beh, li vedi in faccia. Cioè glielo leggi in faccia che il problema è loro, o pensi anche quando vai in azienda no, è un problema anche che riguarda l'azienda, qua li perderanno tutti qua prima o poi. Allora, personalmente cerco di non mettere mai no, ma tu cosa pensi tu, senza dirglielo magari, di questi Allora, ce ne sono aziende così. Sì, a livello aziendale te ne accorgi subito da come si parlano. Appunto, me lo dicevi prima, su 6, su 4 su 6 sono andati dopo il corso. Sì, come si parlano, ma anche come mi dicono le cose titolari, quindi poi come si rapportano tra di loro, che pensieri fanno, te ne accorgi subito se questi sono spacciati oppure no. Ecco, invece nelle cose con il one to one, diciamo con la persona direttamente, così quando faccio consulenza tendo sempre a proprio non volermi fare un'idea a priori, perché va a condizionare poi il mio lavoro e quindi non riesco ad aiutarli bene se io ho un pregiudizio su quella persona. Quindi cerco di azzerare il pregiudizio. Mi è venuta in mente una battuta quando hai detto sei spacciato, perché se è una donna che se ne vuole andare, guarda, tu mi puoi dire guarda, sei un'eroina. Perché resto qui? No, perché sei spacciata. Sì. Però non ride perché non era in vena. Dio fratello. Sto facendo un jingle con le braccia, ma non si vede. Mi sto muovendo a prima caso. parlavi del diabete, anzi, pippato, 24 caramelle, un netto di zucchero in corpo. Attenzione. No. Grazie per l'assist. Diabete di tipo 1 che non viene con lo zucchero, che è ben poco conosciuta, è una cosa innata, e quindi facciamo questo spot per le cose belle che non sono belle, il diabete di tipo 1, ma per la ricerca sì. Il figlio di un mio amico, che è mio amico piccolo, a 8 anni ha scoperto di avere il diabete di tipo 1 e non era per le caramelle alla menta. Non era per le caramelle, non mi verrà quell'altro da vecchio probabilmente perché sono golosissimo, e invece quello di tipo 1 ti arriva. C'è non c'entra niente con il diabete di tipo 2. C'è qualche pirla in rete che dice che il problema è dei genitori. Io vorrei tanto che questi pseudo influencer che si inventano la neoscienza facendo danni, dicendo cose gravissime, vengano arrestati immediatamente, e ogni riferimento a chi vive qui vicino è volutamente voluto, si può dire. Quindi diabete tipo 1 è una cosa molto... L'ho scoperta, ci sono tantissime malattie ovviamente, io ho conosciuto questa da vicino e quindi dico... dateci un occhio a questa bella ricerca per la cura definitiva. Torniamo a Silvia, continuo a mangiarmi una caramella. Sì, vai, magna. Sono qui, sono buone, si attaccano i denti, però sono buone. Gatto, mai segui qualcuno che vuole fare un switch veramente importante da dire, tipo, so un top manager e domani voglio andare a versare una piadineria. E qui che lo vede da fuori di sì, ma vabbè ragazzo, ti si prende che hai foderate, puoi anche cambiare vita, sì, non ti costa niente a te. In realtà, che se qualcuno che gasti colpi di matto? Sì, magari non... Allora, quelli che vengono chiamati colpi di matto perché da fuori sembrano delle assurde, in realtà sono molto ben pianificate e molto ben strutturate.
si spera, insomma, ecco, nel Si senso spera, che quando sì. io lo fa, insomma, quando si fanno, insomma, dovrebbero essere così. Diciamo che il successo, ecco, si ha quando hai pianificato tutto bene, Ok. non che fai le cose così a caso. Nuise di Ecco, colpi de matti, no. di sicuro. Però sì, gente che da lavoro, da manager è andato ad aprire un bed and breakfast in centro Italia, gente che ha mollato lavoro a tempo indeterminato, azienda super top, eccetera, per andare a fare le Olimpiadi. No, nel senso lavorare all'interno delle Ah, ok. Olimpiadi. A proposito di soldi per le Olimpiadi. Esatto. Beh, persone che hanno proprio smesso di lavorare. A me viene in mente qui con vari contratti, tutto sicuro, prende parte e va a lavorare dall'altra parte del mondo come biologa marina. Ah sì, cavolo, Uh-huh. sì. Sì, ce Passati n'è. tanti anni ormai, sì. Ce ne Sì. sono veramente tanti Sì, casi sì. belli. E qualcuno che invece ha fatto flop c'è? C'è qualcuno che si era illuso veramente di farlo e che sarebbe stato un successone, invece poi no, non è stato così. Capita? No, cioè sni, nel senso che in realtà è un percorso e quindi Assesti poi il tiro. c'è gente che magari viene da me e dice io voglio cambiare, poi magari non lo fa. Quindi se quello viene considerato un flop perché No. in realtà rimane lì, ma in realtà rimane lì con una consapevolezza diversa, quindi è stato fatto l'upgrade mentale, è stato fatto il passo Sì. superiore, lo step superiore mentale. Step e quindi è accettato, ecco. Anche upgrade, lo dice Anche Ozono. upgrade. Lo dice Ozono, Ok. upgrade. Ciao Ozono. Poi, chiaro, magari uno durante la strada si rende conto di non avere tutte le carte in regola, di non avere tutte le cose, ma lo scopre pianificando, Certo. non facendo. Sì. Voi altri che fate sto lavoro da un pochi di anni, magari anche altre attività che si dio affiancarsi o intersecarsi col vostro lavoro. Ho visto libri, ho visto podcast, anzi so dei podcast, quindi me ne parlei per favore di sta roba perché mi so entusiasta sempre quando che vedo multitasking. Poi usare un'altra parola di quei, beh. Bellissimo. Libri, ho iniziato a scrivere dei libri che non sono libri nel senso che li ho rilegati come libri, ma Ecco per ogni mio corso giustamente la gente, prima si parlava di slide e mi chiedeva ma c'è il manuale di questo corso? Dico no, lo devo fare. C'è il manuale? No, lo devo fare in tempi non sospetti, quindi prima dell'intelligenza artificiale, che ora fare un libro ci metti veramente, se ti metti d'impegno una giornata lo chiudi. Mi sono messo a scriverli, quindi ho fatto una serie di libri proprio legati a un argomento, dal parlare in pubblico, pianificare i propri obiettivi, studiare, quindi 3 macro argomenti. Apro parentesi, quello su studiare è fantastico, è utile, anche se avevi un figlio che ha 10 anni, compreo l'esio e imparei a studiare voi altri, che dopo a vostro figlio che insegna a voi altri. Vi aiuta a studiare realmente. A studiare, ma serve anche a voi altri dopo, dai, cioè ragazzi. L'ho reso più facile possibile. Non è possibile che degli adulti non sappia più leggere un libro, cioè se siamo veramente. Fa la domanda classica: quanti libri hai letto quest'anno? C'è gente che ti dice non aver letto neanche uno, cioè vuol dire che ti nella tua vita non te ne saprai mai, ma in più libri se non te ne hai letto in uno sto anno. Guarda, Non è un periodo, sai che sì così? e sì. E se è grave, e sempre di più. se è grave. Abbiamo mezzi grave. più facili, la nostra testa non vuol far fatica e quindi la via facile è, anche noi per primi ci ascoltiamo il podcast, non solo perché sei dislessico magari, ma perché magari sei pigro, e lo metti a 2 per anche, perché Ah, anche mamma il mia. podcast fammelo sentire velocemente, ora prova a mettere 2 per questo, ok, vediamo se hai capito qualcosa. Boh, è un casino, deve essere tutto rapido. A me piace scrivere. Poi podcast, io ne sto facendo uno, Silvia anche lei ne sta iniziando a fare uno, quindi ho pubblicato una puntata, la tua fra poco, prima o poi uscirà. Prima dell'estate arriva. Ok, il tuo Andrea come si chiama? E Bassano Impresa, podcast. Si parla di storie di imprese del territorio bassanese, quindi ad ampio raggio, e imprese di persone di Bassano. Quindi per me l'impresa non è solo una partita IVA che fattura, ma è anche uno che ha avuto un'idea geniale, che qui a poco, nessuno è profeta in patria, magari fa cose fighissime in giro per il mondo, fa cose fighissime nella sua botteghetta, esistono, sono tantissime. Ma l'impresa anche come impresa sportiva? Impresa sportiva. come cosa particolare che faccio solo io? Io conto le lettere delle parole quando la gente parla. Ecco, questa non è un'impresa, è una psicosi. Ok. Però c'è chi ha fatto imprese bellissime.
tipo andare a fare surf sul Brenta. Brenta. Quella è un'impresa, ragazzi. Guarda, due ragazzi che hanno iniziato a fare satira solo su Bassano e hanno coinvolto Ponte Vecchio Gram. Li avrò fantastici. qualche giorno. Ciao ragazzi. Per me loro li intervisto subito nelle prime interviste perché hanno fatto un'impresa, hanno messo a tacere, sarà la prima domanda che farò a loro, guarda come i podcast si collegano. Hanno fatto andare d'accordo la finta destra con la finta sinistra col finto centro, tutte queste fazioni assurde, no? Fanno una sì, perché poi alla fine ognuno pensa al proprio quartiere. Non è che sia una grande, pensa proprio alla propria piazzetta, ma loro fanno ridere tutti, quindi questa è stata un'enorme impresa, anche queste, non solo le aziende. Sì. Il tuo podcast, Silvia, come si chiamerà? Puoi non so dirlo? se posso dirlo. Dai, dillo Lo per dirò. la prima volta al microfono. Abbiamo capito male. Wow. Sì. Sì, sei contenta? Sì. Sarà con una mia amica, esperta in comunicazione e filosofa. Quindi lei per la parte di filosofia, io per la parte di lavoro. Sarà un podcast molto interessante. I ma vostri non posso podcast dire è solo audio o solo sarà anche video? audio, all'inizio sarà audio, ma chi lo sa poi. Ok. Il tuo? Bassano Imprese invece è video, siamo da ieri proprio, però ieri non vuol dire niente perché quando ascolterete sta puntata chissà quando sarà, comunque sicuramente ci sarà, non avendo il tempo, sto potere retroattivo. Siamo su YouTube, su Spotify e una paginetta su Instagram per portare poi le persone a guardarsi o ascoltarsi il podcast. E sempre a proposito di podcast e di libri, un vostro libro preferito e un vostro, sempre nell'argomento di cui trattate, è un vostro podcast preferito che potete consigliare, o anche diciamo qualcosa che abbia a che fare con la formazione ma che uno non sospetta che sia formazione, tipo vediti questo film che capisci tante cose, oppure guardati questa serie che te capisci tante robe, che se è formativo fare sta roba. Sì, assolutamente sì. Allora io parto con un libro che è L'arte di fare il cazzo che ti pare. No, perché volevo dirlo io. Ok, no, io parto con un libro che riguarda la trattativa e la vendita e come ottenere troppo, come volere troppo e ottenerlo, scritto da un ex agente che ha seguito negoziazioni importanti sotto forma di racconti, quindi bello scorrevole, da estate, ecco, o da estate se non bevi. Questa e poi bruttissima. diciamo che visto che abbiamo parlato tanto di comunicazione, un best seller in assoluto è Come trattare gli altri e farsi gli amici. Ecco, così ne abbiamo dati 3. Sembra. E per gli amanti invece della comunicazione marketing, la serie TV per eccellenza Mad Men, ambientata a metà del Novecento, quindi negli anni 50-60 americani, come sono nate le campagne pubblicitarie. A me piace molto il marketing online, tutte queste nuove tendenze, il neuromarketing, i trend, tutte queste paroline qui. In realtà non stiamo scoprendo praticamente niente di nuovo. Come trattare gli altri e farsi gli amici è degli anni 30 del Novecento, e Mad Men l'hanno girata di recente, ma rispecchia la pubblicità ambientata negli anni 60. 60. Sì. Mad Men, bellissima per gli amanti della comunicazione e marketing, va vista. Sì, assolutamente. Molto formativa. Ok, sì. Vabbè, siamo arrivare veramente a fine, però la domandona aveva fatto. Dovessi fare formazione a un personaggio storico per dirgli qualcosa che potrebbe essere di utilità, vivente o anche non più presente? Io ho Benito Mussolini. Benissimo. Sì. No, vero. Vorrei fare tanto, mi piacerebbe tanto averlo in aula. Io ho lavorato tanto con i bambini delle elementari fino ai 10 anni, e gli direi: guarda, fregatene cosa dicono gli altri, tu pensa con la tua testa, però attenzione che se tutti ti dicono che è una cazzata, è una cazzata. Sì, ma se ti circondi di gente come te e non ti diranno mai una cazzata e le farete tutti assieme le cazzate, ecco, questo potremmo chiudere. Vuoi rifarmela, la taglio e la lasciamo? Non la teniamo, mi piace. La teniamo? Beh, per me il mio personaggio storico per eccellenza, che è la regina Elisabetta II. Sì, sto facendo con la manina a cucchiaino esatto. Il saluto. Quasi si commuove Silvia quando la nomina. Sì, perché potrei darle dei consigli. Ecco, potrei farle un po' da coach per alcuni aspetti un po' più
diciamo personali che Era un po' forse poco empatica, mi sembra. magari ecco poteva trasmettere più. qualcosa, sì, Eh. sì, poteva viversela meglio e forse poteva anche trasmettere un po' meglio. Sì. Fuori onda. Poteva anche invadere meno paesi e colonizzarne un po' meno e lasciarli liberi un po' prima, però vabbè, dai, ci sta. Ognuno arriva coi suoi tempi. Intendevi questo come trasmettere un po' meglio? Comunque è veramente un Highlander, ragazzi. Morta prima della signora Fletcher e questo Cavolo. Ha detto muoio, almeno qualcuno può indagare su di me. su di me. Sì. Andrea, Silvia, grazie perché è stata veramente una puntata formativa. Questo mi ha continuato a fine. Grazie. E mi è tornato in mente mentre parlavi a domanda con cui insomma, è a frase che volevo dire all'inizio del podcast. Quindi dico a fine. Vai. Domanda: qual è il lavoro dei tuoi sogni? Risposta: sui stupidi sogni di lavorare. Stupenda. Grazie ancora. Grazie Herman. Dai Aria, puntata numero 29. Grazie. Grazie. Ciao.